Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it. Un cordiale saluto, buon pomeriggio in questo mercoledì 3 febbraio, turno infrasettimanale con la Calcio Lecco di scena in quel di Alessandria, alla Moccagatta di Alessandria contro i Grigi, un big match di questo campionato di Serie C. Io saluto subito gli ospiti di quest'oggi, mister Giulio Invernizzi. Ciao mister, ciao, bentornato. Ciao a tutti. E ciao anche ad Albino Borghetti. Ciao Albino. Ciao a tutti. Seguiremo naturalmente la partita, ve la racconteremo qui dagli studi di Oslaga. Ciao anche a Fausto Riva, naturalmente come sempre in regia quest'oggi, e ci collegheremo a breve con il nostro Matteo Bonacina per avere subito uno spunto importante da Matteo, che è lì sotto la pioggia in quel di Alessandria. Ci racconterà dunque anche quelle che sono le sensazioni dal campo, Albino, di una partita molto molto importante. Quest'oggi un big match, lo abbiamo definito. Assolutamente, una partita di importanza vitale sia per il Lecco ma anche per l'Alessandria, perché l'Alessandria, vorrei ricordarlo per fare giusto 4 conti, ha speso fino adesso 4.200.000 euro. Non bruscolotti. Non bruscolotti e neanche bruscolini. E quindi è importante anche per l'Alessandria. Io ho delle buone sensazioni. Intanto c'è Matteo Bonacina, ci colleghiamo con lui da Alessandria. Ciao Matteo. Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, lì alla Moccagatta, che aria si respira? Penso un'area un po' umida a vedere le immagini, Matteo. Umida, un'area umida, pioggerellina inglese, sono in un anno è la terza volta che vado ad Alessandria, ho visto sempre questo tipo di panorama. Quindi Oggi è un appendice rispetto all'ultima esperienza. Certo, sei un abitué ormai del Moccagatta. Senti, ti chiedo subito, Teo, novità, perché abbiamo visto il centrocampo più folto finalmente, ecco, diciamo così. Sì. Diciamo che perseverare sarebbe stato diabolico. 3-5-2 oggi, o 3-4-1-2, vedremo. Poi sicuramente la posizione di Foglia sarà abbastanza ibrida, mettiamola così, tra le due linee, perché per caratteristica è quello che magari va a accompagnare di più. Io magari mi aspettavo un centrocampo un filino più brillante, però c'è stato scelto Marotta, non Lora o Moleri, diciamo, magari che certo, possono avere caratteristiche diverse. Moleri si avvicina più a Marotta, Lora magari un po' più di tecnica nei piedi, però sicuramente la formazione che ci sta, un campo che comunque è abbastanza pesante, nonostante sia stato isolato anche abbastanza di recente, però c'è molto fango fuori dal campo dove non c'è l'erba, dove si scaldano i giocatori, per intenderci. Quindi immagino che anche a centrocampo non sia una bellezza, qualche ciac sotto i piedi ci sarà. Che partita ti aspetti allora, Matteo? C'è una partita in cui varrà la cifra tecnica comunque, a prescindere dalle due squadre, che è molto elevata, tra le più elevate del girone, oppure sarà una partita di, diciamo, di sofferenza, di lotta, di lotte di governo, insomma? Secondo la mia previsione, l'Alessandria proverà a giocare questa partita e l'Ecco cercherà di rompere le palle, insomma, o le linee di passaggio, se preferite, insomma il concetto è quello, alle loro traiettorie, perché comunque vedendo la squadra che ha scelto mister Moreno Longo, qualità chiaramente ne abbonda, comunque c'era due punte come Corazza Usefi, Di Quinzio che è un rifinitore, però lì dovrebbe essere come 4-3-1-2 che abbiamo visto anche all'andata, lo schieramento di base con comunque tante alternative anche in difesa. Non c'è Ciccio Cosenza, al centro della difesa c'è l'ex capitano del Livorno che è Di Gennaro, e quindi vediamo un po' come Cosenza che perché loro comunque devono ancora assestarci. Questa cosa la ricordo, che non sempre si tiene conto che hanno cambiato tutto praticamente in questo gennaio. Tanti veramente i colpi di mercato in entrata e in uscita, comunque, perché sono andati via 8 giocatori. Va bene Teo, senti, ti ringraziamo, ti ritroviamo al termine del primo tempo per raccontarci naturalmente, e poi naturalmente avremo modo di mostrare anche le fotografie anche che ci invierai. Un po' di folklore, ci sono 5
5-6 persone sui balconi che guardano, hanno detto che è un'abitudine. Vediamo, sì. Anche una trentina sono arrivati quest'anno su quei balconi, però oggi c'è il giorno lavorativo. Quindi oggi è più difficile. Sì, però sempre scene belle. Va bene. Vedevo anche a Riga Multisacchi. Questi poetici balconi sopra Moccagatta. Anti-assembramento. Anti-assembramento. Grazie Teo, ci vediamo dopo, ci sentiamo dopo. Buona Ciao partita. Matteo. Ok, noi ci concediamo subito il primo break di giornata, torniamo subito però. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Vuoi sapere perché ci chiamiamo Le Specialità? No. Come no? Devi dire di sì, sì! Ok, sì. Di ristoranti pizzeria a Milano siamo pieni, ma solo Le Specialità ti garantisce gusto e sapori. Ordina il tuo delivery e take away a pranzo e a cena sul menù pizzeria e ristorante allo 02 73 88 235 oppure l'app di Deliveroo. Inoltre, pietanze preparate su richiesta nelle varianti senza glutine. Le Specialità, via Pietro Calvi 29 a 2 passi dal Duomo. www.ristorantelespecialità.it www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Rientriamo in studio, allora diamo uno sguardo mentre le squadre si stanno preparando in campo alle formazioni. Un po' ce l'ha anticipata naturalmente, ce l'ha spoilerata il nostro Matteo da Alessandria. Le scelte di mister Longo: Pisseri, Parodi, Eusepi, Di Quinzio, Corazza, Prestia, Casarini, Giorno, Di Gennaro, Sini e Rubin. Dovrebbe essere un 3-4-1-2 o comunque un 3-5-2 come diceva Matteo. Poi vedremo come si metterà in campo la squadra dei grigi. Risponde Lecco con Pissardo, Cauz, Marzorati, Foglia, Marotta, Iocolano, Merli, Sala, Capogna, Masini, Capoferri, Bolzoni. Intanto le vediamo anche con il nostro Fausto che prontamente ce le dà in grafica le formazioni. Naturalmente mister signor Gaetano D'Agostino. La terna arbitrale composta dall'arbitro signor Luigi Catanoso di Reggio Calabria, dietro l'angolo diciamo da Alessandria, coadiuvato dai signori Giuseppe Pellino di Frattamaggiore e Fabio Mattia Festa di Avellino. Quarto uomo la signora Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno. Mister, mentre sta per cominciare la partita, vediamo nel cerchio di centrocampo sarà il Lecco in maglia bianca quest'oggi a battere il calcio d'inizio. Ti chiedo, ti convince finalmente questa formazione? Mette mano a cambio ovviamente per gestire anche le 3 partite in 8 giorni, sì, mister D'Agostino, però impoltisce il centrocampo. Sì, diciamo sta riproponendo un po' la formazione dell'ultimo 20 minuti di sabato scorso, con un centrocampista in più a dare un po' più di sostanza in mezzo, perché oggi sicuramente è una partita che ci sarà sicuramente da battagliare. Mi fa piacere vedere Masini dal primo minuto, come avevamo detto già sabato, l'impressione era comunque di aver trovato un giocatore che può dare quella profondità che in queste partite è mancata. E poi dietro abbiamo visto, c'è un'alternanza di Seliak non gioca Seliak, gioca Merli Sala, perciò meno male per il resto, e si Capogna al posto di Mastroianni, con l'esclusione purtroppo di Dudu a favorire diciamo un centrocampista in più, e confermato poi Iocolano, che oggi tra l'altro è un ex. Sì, è un ex. In panchina naturalmente ci sono anche nuovi arrivati, Azzi e Liguori, che potrebbero poi dare e anche con loro cambiare qualcosa davanti, visto che si potrebbe anche passare per esempio a un attacco a 3, visto che comunque sono giocatori offensivi sull'esterno. Ti chiedo invece, Albino, quanto era stato importante ed era importante arrivare ad Alessandria in questa partita con la vittoria, quella di domenica, di sabato, pardon. Fondamentale, perché fiducia. Fondamentale perché ha dato fiducia, e poi sono 3 partite ravvicinate in una settimana in cui incontri Livorno, che comunque è una nobile decaduta con i noti problemi del momento, che però è sempre una squadra temibile. Adesso vai ad Alessandria, che è una squadra che ha la patentata per essere la vincitrice del campionato, almeno accreditata per questo tipo di discorso, e poi è il derby, cosa peraltro molto sentita evidentemente, con il Como. Quindi se partivi male, che non facevi il risultato con Livorno, sarebbero state una settimana molto difficile da impostare, certo, ed affrontare. Ci ha provato l'Alessandria, che è andata sulla destra, un lancio lungo, poi la sponda verso Eusepi, che però non ha raggiunto il pallone. Naturalmente giocatori importanti per quanto riguarda l'attacco dell'Alessandria,
Eusepi e Corazza. Va a saltare Prestia, ma il gioco è fermo, c'è un calcio di punizione in favore dell'Alessandria, siamo sulla tre quarti offensiva della squadra di casa, che quest'oggi naturalmente è una classica miss grigia con pantaloncini neri, abbiamo detto del Lecco, in completa tenuta naturalmente bianca, griffata blu celeste con la banda. Intanto c'è il calcio di punizione, lo seguiamo, c'è Di Quinzio sul pallone, ma c'è anche con il mancino Simone Sini, arrivato dall'Ascoli in questo mercato di gennaio. Seguiamo perché c'è la difesa del Lecco, interessante, per mettere dentro un pallone l'Alessandria con molti saltatori in area, va proprio il cross corto, rinvia la difesa del Lecco, ma è sempre comunque l'Alessandria, sceglie di ripartire direttamente. Fortunatamente da per Visseri. noi hanno calciato questa punizione, direi, in maniera male. Non sono arrivati a servire comunque compagni nel cuore dell'area. Mister, un Alessandria che ha cambiato così tanto, naturalmente ha cambiato anche l'allenatore qualche settimana fa, l'esonero di Gregucci al suo posto Longo, quindi un allenatore anche importante, comunque con trascorsi anche di Serie A nella scorsa stagione sulla panca del Torino. Ha cambiato tanto, però ha comunque c'erano già, altri sono arrivati, dei giocatori tecnicamente e fisicamente anche importanti per la categoria. Diciamo, l'Alessandria è secondo me la squadra che è favorita ancora, nonostante abbia perso tanti punti. Può recuperare ancora sì, su come nonostante abbia poi alla fine 4 punti più di noi, cioè nonostante diciamo un percorso non proprio continuo, perché Gregucci non è riuscito mai a trovare poi continuità nei risultati, no? Tutti questi alti e bassi molto probabilmente. Prova intanto l'Alessandria a sinistra, seguiamo l'azione, va sul fondo, il cross dentro in area, cerca il colpo di testa, poi Parodi, poi l'aggancia Eusepi che cerca di lavorare il pallone, lo contrasta Foglia, ma il gioco è fermo perché c'è stato un fallo ai danni del difensore blu-celeste. Se non ho visto male Kautz, vediamo. Sì, fallo in attacco. Sì, fallo in attacco, infatti proprio Kautz che si rialza. A parlare anche l'arbitro con, non ho visto male chi gli ha rifilato il pestone, forse Eusepi saltando, anzi Parodi. È un colpo col braccio, col pugno. Sì. Non l'ha fatto intenzionalmente, ma è fallo. No, Parodi che agisce principalmente sulla destra fino a questo momento, sta mettendo già un pochino in difficoltà. Intanto inquadrato, il Lecco gioca nella curva che è quella del quartiere degli Orti di Alessandria, mitica, per me la ricordo, è ancora uguale all'ultima volta che ci sono stato negli anni, e poi è ancora uguale agli anni 60. Sì, vediamo, tra l'altro con la scritta DOS Grison. Questo qui è la parte di distinti, poi c'è l'altra curva. Naturalmente i grigi, no? In dialetto alessandrino, sono chiamati comunque i giocatori dell'Alessandria. Intanto qui un controllo difficile, l'Alessandria riesce a gestire il pallone su un campo che, come ci diceva poi il nostro Matteo Bonacina, proprio da Alessandria è comunque pesante, perché ha subito questa pioggia negli ultimi ore. Stamattina è piovuto. Piove anche lì ad Alessandria. Per vie centrali l'Alessandria, il cambio di gioco sulla destra dove c'è Parodi che riceve, cerca di andargli incontro Kautz, lo scambio con Casarini, sempre nei piedi degli giocatori di casa il pallone. In questa fase il Lecco però fa buona guardia, è costretta a tornare indietro Prestia direttamente dai propri difensori centrali, che sono Sini e Giorno insieme a Prestia in questo schieramento a 3 dell'Alessandria, che cerca di fare un buon possesso palla, mister, in questa prima fase. Siamo al 6° minuto, 0-0. Sì, stanno manovrando di più loro, con buona qualità. Noi in questo momento stiamo un attimino controllando, questo centrocampo a 3 comunque va un po' a speculare su di loro, e tutto sommato diciamo che è una scelta che comunque condivido, di portare un po' più di copertura, perché abbiamo visto le ultime partite, giocando sempre a 2 sia Bolzoni che Marotta. Scende sulla destra, sulla mister, ti interrompo, dentro il pallone di Parodi, Pissardo con i pugni, non la tiene in 2 tempi, poi la fa sua. C'è stato un attimo di brivido, Albino, perché abbiamo visto che si stava fiondando il giocatore Alessandro su questo rimpallo di Pissardo. Ma da questi primi pochi minuti si vede il Lecco che è più attendista, che ti cerca di tenere la partita, come diceva il mister, sotto controllo. Ricordo invece, come nota così di colore, che è anche storica, che l'Alessandria, come il Monza e come il Lecco, è targato 1912. Sì. Quindi c'è anche naturalmente questa. Intanto ancora Alessandria a sinistra, cerca di mettere dentro sempre questi palloni dalle fasce per naturalmente Corazza e Eusepi, la formazione di mister Longo. Ancora sulla sinistra, cross dentro
esce bene la difesa del Lecco. Kautz prova a far ripartire i suoi. Iocolano anticipato dall'intervento di Corazza, poi c'è direttamente il numero 28 Giorno che va a recuperare questo pallone. Si ricomincia dalla linea difensiva sempre dell'Alessandria, uno spartito abbastanza chiaro. Intanto andiamo a vedere anche quelle che sono le altre partite, perché abbiamo questa giornata, propone naturalmente Pro Patria Olbia, è già finita, vittoria 1-0 dei Bustocchi sui Sardi, Alessandria Lecco, Gian Erminio Novara, Grosseto Lucchese, Pergolettese Pistoiese, Pro Sesto Albino Leffe, Livorno Piacenza, Pro Vercelli Renate, match sicuramente molto interessante alle 17:30, così come Livorno Piacenza. Stasera Como Juventus Under 23, altro match di cartello. Comunque ci sono diverse sfide interessanti in questa giornata, anche per la classifica, sono tutte sullo 0-0. Le partite delle 15. Stefano, tornando alle note di colore, c'è da dire che c'è una vecchia, proprio una rivalità molto lunga tra le tifoserie di Alessandria e del Lecco. Io ricordo da bambino, quindi si parla di 50 anni fa, ricordo proprio delle sfide incrociate in cui ci sono stati già all'epoca, in cui non esistevano evidentemente ancora gli ultra, parlo degli anni 60, c'erano state poi sempre delle diciamo così, contrapposizioni in termini di tifo pesanti. In questo momento c'è una discussione in campo tra Foglia e il numero 7 dell'Alessandria. Parodi. Giocatore che fino adesso tra i più attivi. Ricordiamo che l'Alessandria comunque è reduce da 2 vittorie consecutive, perché dopo la sconfitta con il Como 3 giornate fa sono arrivate le vittorie con Pistoiese e Olbia, con 4 reti segnate e una subita in totale. Il miglior marcatore quest'anno in stagione sono 2, sono Eusebio e Reghini, entrambi con 8 gol. Reghini quest'oggi in panchina. Fase d'attacco destra per la Calcio Lecco con palla Capogna. Capogna prova a sfondare sulla destra, mette dentro il pallone rasoterra, non trova Iocolano che viene anticipato. Con poca forza, e poca convinzione anche in questo caso Ricky. Però l'Ecco che ci prova, è la prima sortita in avanti, siamo al 9. Dicevamo appunto della Alessandria, mentre Reghini quest'oggi in panchina, un altro giocatore comunque importante nelle file di Mister Longo. Qui butta via un po' il pallone il Lecco, perché regala, concede la rimessa laterale alla formazione di casa. Diciamo invece 8 reti, così come Capogna, che è il migliore invece marcatore del Lecco, da qualche giornata fermo a livello realizzativo Riccardo, ma chissà che quest'oggi non possa tornare a sbloccarsi. Foglia all'indietro, intanto stava per combinare un pasticcio, se la cava però. Foglia, mister, credo che sia uno di quelli che sono entrati per il Lecco in partita meglio fino adesso. Tanto ci prova dalla lunga distanza, va un po' lontano dal rasoiata. Iocolano, anzi Marotta è stato a calciare dai 30 metri quasi. Giusto, perché non aveva compagni da servire. Non aveva, quindi ha scaricato un destro, rasoterra, che è finito però abbastanza distante dalla porta di Pisseri. Noi ci concediamo un'altra piccola pausa. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Entriamo con il punteggio che è sempre sullo 0-0, una partita che però, Albina, dopo i primi minuti in cui l'Alessandria ha fatto fondamentalmente la partita, il Lecco sta prendendo un pochino più di coraggio adesso. Sì. Non particolare questa occasione in cui l'Alessandria ci provava sulla sinistra. Però stavamo parlando durante la pausa con il mister che diceva giustamente bisogna fare questa partita qui oggi, e io sono d'accordo, cioè oggi ad Agostino fino a questo momento bisogna considerare che la squadra che ha messo in campo, secondo la mia modesta opinione, che è un'opinione personale vale come quella di tutti, ha messo la squadra giusta per fare questa partita. Sì, assolutamente. Intanto salutiamo comunque i nostri spettatori che ci stanno seguendo già numerosi. Leggiamo anche un messaggio su YouTube, Barba Blu, che scrive: buon pomeriggio e forza Lecco. Penso che l'Alessandria sia un ottimo banco di prova per testare finalmente il salto di qualità fuori casa, dove naturalmente Lecco ha avuto un rendimento deficitario, no? Nelle ultime molto alternante, ma direi verso il basso, le ultime 3, sconfitta Olbia, poi pareggi, Gorgonzola contro Albino Leffe e Giana Erminio. Ora non c'è pressione da parte dei giocatori dell'Alessandria, che aspettano abbastanza bassi. Lecco può impostare con relativa calma. Allora Bolzoni, che fa specchio quest'oggi davanti alla difesa, mister, con 2 mezzali finalmente ai lati, quello che dicevamo da tempo. Sì,
visto le ultime 2 partite fuori Tanto casa. sbaglia il controllo Alessandria, Iocolano sulla destra, entra in area, prova un dribbling, va sul fondo, la mette dentro, il tiro al volo raso di Prima Marotta. era occasione da gol per il Lecco su grande azione di Iocolano come Sì. sempre, E per l'inserimento di Marotta centrale. che ha già fatto una conclusione diciamo un po' più velleitaria, questo bel inserimento. La parata però abbastanza semplice di Pisseri, sì. Se la controlla fa gol. Ha provato a tirare in corsa, gli è rimasto se l'è trovata in corsa. così invece gli è rimasta un po' sotto, no? sì, Come un po' si dice in dietro. gergo. Alessandria intanto davanti, niente di fatto, però si rimane per vie centrali. Alessandria mi sembra, Stefano, che abbia rispetto ai primi 5 minuti smesso di attaccare e lascia giocare un pochino più il Lecco per vedere se si apre. Sì, intanto Capoferri butta via il pallone, ma perché pressato da Parodi nel cuore dell'area, ha preferito non rischiare il numero 33 blu-celeste. Però sarà rimessa in zona d'attacco per i grigi. Voglio bene, mi piacciono questi difensori che non fanno tante storie, quando c'è da metterla fuori si mette fuori, punto. Capoferri è il giocatore comunque che ha già dimostrato grandi qualità, no? in questa fase di campionato. Parodi sulla destra, prova a mettere dentro il pallone, Foglia in ripiegamento riesce a riconquistare il pallone, permette a Iocolano di ripartire, prova a distendersi il Lecco, Capogna, cercano un primo controllo di eludere l'intervento del numero 28 Giorno, ma difficile un viene controllo così, ma se passa si trova in una bella posizione. Assolutamente. Parlo di Capogna, evidentemente. Poco fa dunque Iocolano che si è acceso con la prima grande azione, ha provato un'accelerazione, dribbling secco, poi dalla destra dentro il pallone per Marotta che è arrivato con i tempi giusti a rimorchio, diciamo anche in mezzo in un'area molto affollata da giocatori dell'Alessandria. È arrivata alla conclusione. Per adesso ha concluso soltanto il Lecco, 2 conclusioni nello specchio della porta di Pisseri, scusate. Sì, era un'occasione che andava secondo me sfruttata ancora meglio, ha avuto un po' fretta di calciare subito. Si è sentito l'uomo addosso che non c'era. Assolutamente. Siamo al 14esimo, sempre 0-0 tra Alessandria e Lecco, ma Lecco che cresce ed è bene in partita assolutamente equilibrata tra queste 2 grandi squadre del girone A. Lecco che comunque conferma una crescita, come diceva anche il nostro spettatore nel commento su YouTube, partita importante perché dopo la vittoria contro il Livorno in casa, è vero, bisogna tornare a fare punteggi, un risultato pesante anche lontano dal Riga Monticeppi, e insomma il Moccagatta sarebbe sicuramente la soluzione ideale. Moccagatta che insomma uno degli stadi che più ricorda il nostro nel girone, un stadio vero, peccato naturalmente non c'è il pubblico, lo sappiamo in questa stagione, però diciamo che sono quegli stadi che tutti quanti abbiamo frequentato e che ci piace frequentare, cioè gli stadi nella terza serie nazionale, ma anche in serie B devono essere questi, non so, il Menti di Vicenza, cioè stadi che non sono cattedrali nel deserto. Ricordo di aver visitato recentemente lo stadio Adriatico dell'Ancona nuovo, non c'entra niente con il loro stadio vero, che era quello in centro alla città. Sì, assolutamente. Dici bene Albino. Siamo al 15esimo, primo quarto d'ora di gioco che se n'è andata, partita tutto sommato gradevole, le 2 squadre si stanno studiando, anche se è stato il Lecco ad avere, come detto, 2 occasioni, la seconda mister con Marotta. Il Lecco, che se posso esprimere un'opinione, non mi sembra in affanno. No, assolutamente in controllo, no? Lascia il pallino all'Alessandria che non sta affondando cerca di fare una partita lucida, ecco. Sì, anche perché comunque con l'uomo in più a centrocampo te lo puoi forse anche permettere, mister, questo tipo di si è coperto. Abbiamo delle soluzioni, diciamo, soprattutto nell'andare a schermare la difesa con Bolzoni, che nelle altre situazioni non ci avevamo, e poi comunque Foglia, come diceva prima Albino, è entrato bene in partita, sta dando anche un grande aiuto dietro nel dinamico, sta dando un bel... Loro stanno facendo, cioè per quello che si può vedere, stanno facendo fatica a trovare linee di passaggio, che per come siamo posizionati adesso, con Iocolano che si mette proprio dietro Capogna, fanno fatica, lì in mezzo praticamente stiamo giocando con un rombo, no? Con Bolzoni vertice basso e Marotta e Foglia a fare le due mezze e Iocolano a chiudere. Cauz e Capoferri bravi entrambi, si danno una mano, chiudono l'azione dell'Alessandria sulla destra. Si è battuta la rimessa con Casarini che torna centralmente all'indietro per Di Gennaro. Lecco tutto sotto la linea di centrocampo, chiude bene, come diceva il mister poco fa, le linee di passaggio dentro il pallone, ancora una volta Cauz allontana, con grande tranquillità sta giocando la formazione blu-celeste comunque quest'oggi. Mi piace poi anche sottolineare che con questo atteggiamento si sono già visti gli inserimenti per esempio di Marotta coi tempi giusti, centrocampisti che arrivano. Pensavo sinceramente in fondo peggio, invece sta tenendo in alcune zone, forse anche sulla fascia d'attacco destra dell'Alessandria sembra un po'
spelacchiato, Sì, un po' peggiore mosso come condizione. Molle. D'altra parte sembra un filomeno, poi magari chiederemo anche al nostro però la palla si muove bene, cioè rispetto alle traiettorie, si può giocare palla a terra come fa l'Alessandria in questo momento, dentro il pallone, poi l'anticipo nel cuore dell'area da parte di Marzorati che allontana. Ci aveva provato Corazza che aveva messo dentro un pallone molto interessante, sempre Alessandria sulla destra con Parodi, calcio d'angolo in favore della formazione di casa, il primo, se non sbaglio, calcio d'angolo della partita. Lo potrà battere l'Alessandria dal fronte d'attacco destro. Però mi sa che è stata data la rimessa da fondo. Protestano i giocatori per di fuori casa. gioco. Probabilmente sì, si era alzata prima la bandierina, non abbiamo potuto vederla naturalmente dalla però fuori gioco. Sì, calcio in punizione per il Lecco. Sì. Parodi continua a Parodi mi dialogare sembra, con, se posso dirlo in maniera molto franca, mi sembra un rompiballe. Sì, diciamo che è stato quello più attivo sia con i piedi sia con la bocca. Poteva parlare, a me questi giocatori qui mi fanno impazzire, voglio subito di vederli sanzionati col cartellino. 18esimo, 0-0, il Lecco che può impostare con calma, lo fa con Marzorati e Merlissa, la giro palla tra i nostri difensori centrali. Si torna indietro, c'è un accenno di pressing da parte di Eusepi di Corazza. Lancio lungo a cercare l'inserimento di Marotta che ancora una volta va, ancora Capogna tra le linee, prova a conquistare un pallone interessante, lo trattiene bene, lo lavora, cerca di aprire sulla sinistra, viene anticipato Capoferri che poi va a commettere fallo perché su Parodi, Parodi fastidioso comunque nel suo essere ovunque, tra l'altro sicuramente tra i migliori fino a questo momento. Diciamo che Parodi taglia l'aria perché non ha capelli, quindi riesce ad andare più veloce degli altri, però si sta muovendo veramente molto bene, è un po' onnipresente nelle azioni d'attacco e anche difensive come questo buon ripiegamento. L'Ecco che però quando riesce a difendere bene e a ripartire si presenta da sempre dei segnali di pericolosità anche se non conclude. Abbiamo visto poco fa Marotta comunque che si sta inserendo veramente tante volte, evidentemente dettami tecnici e tattici precisi da parte di mister D'Agostino. Tra l'altro in panchina oggi rientra Moleri che è un'alternativa importante in questo scacchiere perché poi è una mezzala che comunque può fare le due fasi bene, quindi in una partita così Moleri nel secondo tempo potrebbe essersi stabile, può essere un giocatore che può dare una grossa anche Lora, lo stesso Lora a questo punto hai dei rincalzi tra virgolette, chiamiamoli così, ma poi sono tutti titolari aggiunti che dalla panchina si possono alzare, insomma Lora e Moleri sono due alternative di primissimo piano per quanto riguarda il centrocampo. Tutto può dire anni, poi gli esterni d'attacco, il Mausso, Azzi, Liguori, tutto può dire l'allenatore meno di non avere una rosa completa. No, assolutamente no. Fino a questo punto invece è poco impiegato Masini dall'altra parte, stiamo spingendo di là, sì, è vero. Sì, stiamo venendo giù qua qualche volta di più sulla sinistra, sulla destra siamo un po' più bloccati. Ci prova da quella parte anche a scendere Alessandria allora. Anche se Masini mi sembra di ricordare sia più sul fondo, attenzione, ti interrompo un attimo Albino, pallone poi controllato male da Eusepi per nostra fortuna. Dicevo, Masini mi sembra che sia più un centrocampista. Più offensivo, molto probabilmente sta anche un attimino prendendo le misure perché è da lì dove loro stanno un attimino spingendo un po' di più. Noi intanto ne approfittiamo visto che Pissardo se la prende lunga per battere questa rimessa, andiamo in pausa. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. C'è Live Like You, nuova Skoda Octavia, ibrida o a metano da €179 al mese e in più eco-incentivi con rottamazione. Skoda, simply clever. Concessionaria Autocogliati Skoda, via di Vittorio 24 Lecco e a Merate in via Bergamo 38. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in studio. Calcio di punizione a favore dell'Alessandria che può lanciare un altro pallone lungo ma facile dalla difesa Marzorati che poi rilancia lungo a cercare proprio fallo. Fallo, viene messo a terra Masini se non ho visto male o Capogna. No, Capogna che era indietreggiato per andare a prendere questo pallone, subisce un colpo abbastanza forte da parte di Di Gennaro, uno dei centrali di mister Longo. 22esimo, sempre 0-0. Andiamo a dare uno sguardo anche a quelli che sono i risultati degli altri. Ecco in azione Masini, finalmente gli vedo toccare un po' di palloni perché l'abbiamo usato veramente poco su questa fascia
e secondo me lui è uno che in questo tipo di partita può determinare anche una certa differenza insieme ad altri giocatori. Ha fatto vedere già buone doti comunque nell'esordio contro il Livorno. Kautz, il Lecco in attacco, le due linee dell'Alessandria però molto strette, cercano di portare fuori il Lecco, dar fastidio a questa costruzione della manovra alla squadra di D'Agostino, che però guadagna qualche metro, potrà usufruire. Foglia, confermo il fatto che Foglia sia entrato in partita in maniera veramente determinata e cattiva, sportivamente parlando. Lavora bene un pallone Capogna, poi costretto a indietreggiare Bolzoni, mantiene il possesso del pallone. Kautz, grande pressing da parte dei giocatori dell'Alessandria, infatti sporcano le linee di passaggio dell'Ecco, che è costretto però a riconquistare il pallone, lo fa bene con Bolzoni, poi Marotta che allarga ancora per Marzorati. Diciamo che dalla tre quarti in poi l'Alessandria inizia questo pressing per non dare riferimenti davanti agli attaccanti del Lecco. Non ho visto però delle azioni ficcanti ancora da parte di Grigi. No, loro no, assolutamente stanno cercando di dar fastidio alla costruzione di manovra del Lecco, che sta prendendo un po' più di fiducia, abbiamo detto, e vuole aspettare meno. Loro vogliono entrare palla a terra, stiamo facendo un grosso lavoro sulle linee di passaggio e vedi che fanno fatica a trovare le due punte, arrivano solo con i traversoni dalla tre quarti sulle due punte, perciò li obblighiamo a rallentare o a forzare la giocata. Tanto ci sono dei gol, Albino, se magari ci aggiorni. Allora vi aggiorno, le partite che sono in corso: Porsesto Albino Leffe sono al 24esimo sull'1-1, poi abbiamo l'Alessandria d'accordo con il Lecco 0-0, Grosseto che vince 1-0 in casa con la Lucchese, Giana Erminio Novara 0-0 e Pergolettese che vince 1-0 con la Pistoiese. Fallo di Merlisala che prende il giallo, si dispera il giocatore dell'Alessandria, non abbiamo visto trattarsi probabilmente di Prestia, vediamo, che viene, no, di Eusepi che viene proprio steso da Merlisala, sì, brutto centrocampo, fallo, ritardo, palla già lontana. Ritengo che a me piacciono i giocatori che praticamente ce la mettono tutta, che hanno foga agonistica eccetera eccetera, però fare un fallo così al centrocampo non serve a niente. Tanto Serie D, diamo anche il parziale del match della Casatese che a fine primo tempo è sull'1-1 contro il Breno, giusto? Quindi in casa? In casa, sì, un risultato importante anche questo. Albino ci ha dato i risultati di Serie C, intanto seguiamo l'Alessandria sulla sinistra con Rubin, cerca di portarlo fuori Masini, torna indietro l'Alessandria che non trova, come diceva poco fa il mister, delle linee di passaggio buone, pulite, quindi in questo sicuramente fase di contenimento molto buona. L'Ecco sta facendo la sua Parodi ha buttato questa palla difficile da raggiungere, però un cambio di gioco di 30 metri veramente difficile da controllare per Parodi, ma come dicevamo Lecco molto attento in questa fase difensiva, siamo 25esimo, non ha partito nulla. È stato bravo il mister a prepararla bene, sicuramente si vede. Probabilmente temeva anche questa capacità di dialogare col pallone tra i piedi. Le squadre di Lombo sono squadre comunque votate all'attacco, che giocano, non è una squadra da lanci lunghi, è una squadra che comunque cerca sempre di fare fraseggio. Sicuramente è stato bravo il mister a interpretarla in questa maniera, mettendo un centrocampista in più. Assolutamente. Fallo di Capogna a centrocampo su quasi un po' adesso distanca negli ultimi minuti, perché il ritmo è sceso, forse dopo buon campo pesante, campo pesante, ha piovuto, siamo al 25esimo, non è facile per entrambe le squadre trovare il bandolo della matassa, un po' più per il Lecco che può giocare più sulle seconde palle e le palle morte, mentre per Alessandria se deve fare la partita diventa un po' più dura, perché non è che è proprio di fronte una squadra che ti permette di giocare. Tanto Ponte San Pietro Nibionno Giono, sempre in Serie D girone B, al termine dei primi 45 minuti le due squadre sono sullo 0-0. Vai mister. No, sto notando la posizione di Iocolano che viene molto spesso si abbassa a prendere palla quasi come mezzala e viene praticamente a crearci questa superiorità nell'andare poi a uscire bene in fraseggio, no? Sì, assolutamente. Intanto esce bene l'Alessandria, ma poi rallenta troppo ed è costretto a c'è anche un ritorno dei centrocampisti, delle punte sulle palle che vanno verso la nostra porta, e quindi è evidente che questo consente poi di chiudersi meglio alla difesa e di controllare meglio l'attacco o l'azione che sta facendo l'Alessandria. Tanto leggiamo anche un commento che ci arriva dal nostro spettatore Claudio Svaldini, che salutiamo. Proprio Masini
scrive Claudio. Potrebbe essere un valore aggiunto. Attenzione all'Alessandria che prova a sfondare il pallone dentro, lo controlla Marzorati, che poi non si fida, no, riesce però a giocare su Marotta, esce bene il Lecco. Ha giocato Marzorati, secondo me, ecco, qui l'abbiamo giocata male proprio però Marzorati è uscito con molta, essere. ecco, io qua su questi disimpegni prendo la palla e la butto via. Sì, sono d'accordo con te, senza troppi fronti, è inutile perché così concedi invece una rimessa in zona d'attacco. Ti metti a ricamare i pizzi sulle torte casalinghe. Assolutamente, concedi una rimessa pericolosa in zona d'attacco, il cross lungo sul secondo palo, troppo lungo, non può arrivare Parodi. Buono per gli fotografi. A fondo. Masini sta facendo una partita molto diligente, molto di contenimento, molto probabilmente non sono neanche le sue caratteristiche. No, lui è uno che si sgancia di brutto. Sì, perciò è una partita molto di sacrificio, magari non lo vedremo tanto spingere, ma sicuramente si sta adattando alla partita. Perché diceva Claudio, finisco di leggere il messaggio, valore aggiunto sia sulla destra che al centro, perché è dotato di tecnica individuale, si riferisce naturalmente a Masini, visione di gioco e anche di testa molto bravo, quindi insomma un quadro tecnico completo per quanto riguarda il nostro nuovo giocatore arrivato in settimana. Si potrebbe anche azzardare che magari Masini, se cala l'Alessandria perché ha un certo dispendio di energie, possa diventare... Ecco il cross dentro a cercare Capogna, la grande parata di Pisseri, il colpo di testa di Capogna, ancora Lecco, Marotta spedisce alle stelle in curva, grande occasione per il Lecco, la terza in questa partita, grande azione. Avrei detto Bolzoni, se non ho visto male, Capogna di testa, grande parata con una mano in tuffo di Pisseri. Alla mezz'ora la grande occasione, poi arriva il pallone a Marotta che sul sinistro sbilanciato la manda alle stelle, però insomma grandissima occasione per il più pericolosa di tutta la partita. Sì, e poi però se nell'annovero delle occasioni le ha avute solo il Lecco al momento. 2 tiri di Marotta e questo colpo di testa di Capogna alla mezz'ora che segniamo. Tra l'altro Pisseri domenica ha fatto i miracoli contro l'Olbia, io leggevo la cronaca, ha tirato fuori vittoria 2-1. Sì, loro hanno fatto 2 gol all'inizio e dopo rimessa sulla fascia d'attacco destra per il Lecco, battuta verso Capogna. Masini che è andato a recuperare questo pallone, prima non abbiamo visto se forse Masini ha messo il pallone dentro, mi era sembrato Bolzoni, ma è stato Masini. Conosco i tempi giusti, poi Capogna è andato a staccare molto bene torsione. Bolzoni. È stato Bolzoni, sì, probabilmente sì, no, l'avevo visto giusto nella prima occhiata, perché sì, il Lecco comunque controlla fino a questo momento senza grandi patemi d'animo e anzi ha prodotto. Diciamo che potevamo stare sull'1-0, non ci sarebbe stato niente di male se fossimo in vantaggio, no, mi sembra legittimamente. Loro hanno un po' più di predominio a livello di palleggio, di manovra, noi stiamo controllando e non disdegniamo comunque di foglia un guerriero. E dico, già cambi comunque atteggiamento che sembra per gli uomini che hai, diciamo, più idoneo, questo, ideale alle caratteristiche, già vedi un gioco diverso, perché abbiamo costruito 3 occasioni, mentre prima facevamo sempre fatica a costruire le occasioni da gol negli ultimi 2 mesi, lasciando perdere la partita con Livorno, però da questo punto di vista vedo anche Fausto che annuisce in regia, quindi non è che è d'accordo con me, e mi dice anche che ci concediamo una piccola pausa, mister, finiamo il ragionamento a breve. www.leccochanel.it The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggiano, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochanel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo, attenzione al pallone lungo per Corazza, l'anticipo di testa bene di Merlisala che lo porta dietro, arriva a rimorchio, Parodi che si inserisce, un brutto controllo, pallone viene trascinato dal numero 7 direttamente sul fondo, sfuma una potenziale occasione per l'Alessandria. Allora, se possiamo aggiungere una nota ilare, Parodi con questa pettinatura di capelli che non ha, arriva troppo forte, fora l'aria e arriva. Non è riuscito a controllare il se pallone. Se non lo fermo non lo trovano a Novara. Era talmente veloce che
insomma è andato più veloce del pallone in questa situazione, naturalmente per fortuna del Lecco. Per fortuna gli regaleremo una maglietta con scritto Parodi più veloce della luce. Assolutamente. Intanto abbiamo detto del vantaggio del Grosseto contro la Lucchese, ci hai aggiornato poco fa tu, Albino. Vediamo se ci sono dei cambiamenti. Il vantaggio anche della Pergolettese contro la Pistoiese per 1-0, mentre per quanto riguarda la Serie D sono appena ricominciate le partite. Intanto c'è un Visnova Giussano che vince 3-2 con il Sona, mister Sona che sta prendendo un po' di pettinati nonostante gli investimenti. Ha fatto le 3 partite, questa è la terza, le prime 2 le ha perse con il nuovo acquisto Maicon, non ha portato tanta fortuna se vogliamo dire questo investimento, diciamo, questo puntare sembra su un ex. Allora io conosco molto, andavo a pranzo in un bel posticino proprio a Sona che suonava un cucuzzolo all'uscita di Somma Campagna e so che per certo che Maicon sia finito lì perché ha una compagna che è proprio di quelle zone lì. Tra l'altro il figlio che gioca anche nel Sona adesso. Difatti allora la storia è vera perché diciamo motivi familiari comunque. Anche un'attività in quella zona. Diciamo con tutto il rispetto non che il Sona abbia questo appeal calcistico. No, però ci sono delle belle pesche quando la stagione basta. Assolutamente, noi ci siamo buone. Stiamo permettendo un po' anche amabilmente, tra virgolette, di cazzeggiare, sembrano passate, perché siamo al 33esimo, negli ultimi 5 minuti è successo ben poco, ma il Lecco nella prima mezz'ora ha avuto 3 occasioni nitide, 2 soprattutto, perché l'inserimento di Marotta, la grande parata di Pisseri, poi l'incredibile parata di Pisseri che fa un capolavoro sul colpo di testa in avvitamento di Riccardo Capogna. Lecco che sta giocando con buon piglio, buona disinvoltura. Sì, anche autorità. Sì. Stavo dicendo prima, mi sembra di vedere l'atteggiamento del secondo tempo di sabato, no? Quando eri già in vantaggio. Che siamo entrati con lo spirito di andare comunque a fare il secondo gol, non ci siamo riusciti comunque per varie situazioni. Fallo su Marotta intanto. Marotta, calcio di punizione. Intanto salutiamo anche Marino Bonacina, che tra l'altro è Alessandria anche lui, ci saluta. Stiamo giocando alla pari, avanti così anche dal campo, insomma. Direi che anche fino adesso abbiamo giocato anche un pochino sopra la pari. Sì. No, perché c'era un po' di timore, no, all'inizio, alla vigilia di questa partita, vista anche la forte tensione che Marzorati ha attaccato la corazza, non perde però lucidità, riesce a servire Merli Sala, Masini di tutto di prima con Marotta, poi viene anticipato però qui Bolzoni, allora l'inserimento di Sini sulla destra Parodi, torna però all'indietro perché Lecco è davvero bravo a non concedere spazi. Dentro il pallone ancora messo fuori da Marzorati, molto attenta alla difesa del Lecco, allora si torna indietro da Di Gennaro. Dovremmo riuscire a giocare un po' qualche palla di rimessa su Ioccolano quando usciamo dalla difesa. Stavo facendo un ragionamento di come eravamo lunghi a Gorgonzola. Attenzione, tenta il tiro dai 50 metri, non ho visto se Prestia forse. Ma Pissardo che stava fumando una sigaretta l'aspetta un attimo. Ha messo un po' di cenere ed è andato a prendere senza alcun problema questo pallone. Stavo dicendo di come eravamo lunghi nelle 2 trasferte a Gorgonzola, sia con l'Albino Leffe che con la Giana, senza distanze, lanci lunghi, e come siamo migliorati a livello di squadra, di applicazione, di stare corti, difendiamo tutti bene assieme, la squadra si ripropone assieme. Stanno bene in campo, molto probabilmente il mister avrà capito che questa può essere una soluzione che può dare sicuramente dei vantaggi, perché le 2 partite con l'Albino Leffe e con la Giana erano inguardabili, certo, ragazzi. Però il campo qui, anche se non è un gran fondo, è decisamente migliore, e poi sono cambiati mister, secondo me, un paio di interpreti che sono importanti, cioè Foglia e Masini comunque danno già un'altra quadratura. Assolutamente. Foglia in questo momento, ripeto, l'ho visto giocare in tutte le zone del campo, in attacco, a centrocampo, davanti alla difesa. Facendo bene le 2 fasi veramente. Dovrebbe essere centrodestra, lo troviamo già a seguire l'azione, a dare manforte. Riusciamo a mettere tanti giocatori in zona palla nell'andare a attenzione, che è una posizione importante, perché dalla 3/4 può scodellare dalla sinistra. Entra un pallone interessante l'Alessandria.
Seguiamolo, ci sono tanti giocatori che sono saliti, vediamo Prestia, Di Gennaro, difensori, pallone dentro, c'è un primo colpo di testa, poi allontana Kautz, sempre Alessandria, si propone sulla destra Parodi, va a ricevere però il numero 21, c'è Casarini, poi dopo un colpo di testa, una serie di colpi di testa con Marotta che la mette fuori, sempre però Alessandria, Rubin viene esteso, non c'è fallo, può partire il contropiede del Lecco, spinge Iocolano, dall'altra parte sale Capogna, deve però toccare corto per Masini che cerca, poi perde, anzi Bolzoni che perde il questa era un'azione che si poteva giocare meglio. Bolzoni che si sta molte volte andando a decentrare sulla destra per dare manforte a Masini e fa quasi da esterno aggiunto, perché vediamo Masini stare comunque un po' più corto, un po' più bloccato e Bolzoni evidentemente può, come in questo caso tra l'altro lo vediamo proprio lì sul centro-destra, toccare il pallone per Foglia, molto mobile anche Foglia davvero, si stanno tre centrocampisti che danno pochi riferimenti tra l'altro quando si tratta di, diciamo, quello che sta un attimino avanzando un po' di più è Marotta, che è quello un po' Kautz, però sta proponendo un po' di più. pallone indietro per Pissato che può rilanciare, qui un pestone, no, si gioca con Capogna che può andare alla conclusione dai 25 metri, viene ribattuta sempre però Mamma mia, perché aveva preso l'avvio giusto con la pallonata. Assolutamente ci stava come soluzione. Masini sfida nell'1 contro 1 il giocatore del Casarini, giocatore dell'Alessandria, guadagna però la rimessa laterale, vediamo il giovane esterno bluceleste, già battuta. Merli Sala prova a buttare dentro il pallone, una serie di maglie grigie però glielo impediscono, l'Ecco che però è sempre in possesso nella metacampo dei piemontesi, con proprietà, con intelligenza anche. Sì, assolutamente, quando non ci sono i tempi come adesso giusti per attaccare si torna indietro con relativa tranquillità da Marco Pissardo, poi il quale secondo me è un portiere che capisce molto di calcio, anche perché non solo tecnicamente come portiere, ma perché quando vede che ci sono problemi dentro per Corazza che controlla in area il pallone di ritorno, si piazza la difesa del Lecco e Eusebi è costretto a trovare un compagno, poi tamponato, murato da Bolzoni, di giorno che viene allontanata. Alessandria però su Albino perché continua ad attaccare dentro il pallone, la butta fuori la difesa del Lecco, fallo su Merli Sala. Allora c'è un portiere che mi piace perché quando capisce che non c'è bisogno di stare a pensare troppo, prende, rilancia e alza la squadra. Ieri sera guardavo, in Inter Juventus, i commentatori che dicevano appunto ma basta questa storia qui che devi partire da basso, cioè un po' la moda degli ultimi anni, da Guardiola in poi. Adesso i veri innovatori sono quelli che dicono al portiere senti, rilancia. Attenzione perché un Capogna riesce però ad anticiparlo Di Gennaro, era una palla molto interessante di Foglia, se non ho visto male, con un lancio di 30 metri per Capogna che aveva preso in velocità e la difesa dell'Alessandria, dentro ancora il pallone per Iocolano, sempre Lecco, si gira la palla sul destro, prova il pallonetto, Iocolano, l'alza, tuffo sopra la traversa, colpo di genio di Simone Iocolano. Che giocata, pallone sbilanciato, spalle alla porta, si gira in mezzo a tre avversari, poi inventa una palombella fantastica. Non l'ha neanche guardato, non ho centrale, ma il portiere l'ha presa la fatica. Quarta conclusione verso la porta, questa non importa. Il vantaggio a questo punto per il Lecco sarebbe anche legittimo. Assolutamente, calcio d'angolo lo seguiamo perché va a Foglia, cerca Capogna, viene anticipato la difesa dell'Alessandria, mette fuori Masini, rilancia l'azione per Foglia, tentativo, il primo di cross viene ribattuto, Bolzoni, buon controllo a eludere l'intervento di Gennaro, poi sbaglia però l'appoggio su Masini. Grande occasione però poco fa al 40esimo con il pallonetto di Simone Iocolano, quando la palla nei piedi di Simone Iocolano, anche nel grigiore di Alessandria, per due motivi, per le maglie anche perché piove, si accende la luce. Ha fatto una cosa da giocatore di classe che è, perché senza guardare il portiere ha immaginato che poteva essere fuori posizione e gliel'ha messa. E quando insomma il migliore in campo fino adesso nelle file dell'Alessandria è il portiere Pisseri, abbiamo detto tutto. Al 42esimo. Date la palla a Iocolano, la mettete in vetrina nella gioielleria. Assolutamente, qualcosa di buono succederà sicuramente, l'abbiamo visto anche contro il Livorno naturalmente e lo vediamo anche oggi perché comunque la giocata che ha fatto poco fa veramente ci è rimasta
nella retina, impressionata veramente lì. Lecco sempre in attacco con proprio Bolzoni che si trova sempre lì sulla destra, prova a mettere dentro il pallone proprio per Iocolano che viene anticipato, calcio d'angolo ancora, chiude in attacco il Lecco questa prima Gli fase. stiamo dando pochi riferimenti perché Capogna viene fuori a prenderla, Iocolano viene fuori, cioè Bolzoni non sempre sulla destra in sovrapposizione, Marotta si inserisce, cioè non gli stiamo... 42esimo, il miglior assetto tattico dell'anno. Se andassimo in vantaggio adesso su questo calcio d'angolo sarebbe importantissimo perché al 42esimo gli la profezia di Albino, va a Foglia a battere il corner, c'è però fischiato fallo, cadono sfondamento 30 giocatori dell'Alessandria in area e c'è fallo fischiato contro il Lecco. Rivediamo se si capisce qualcosa. Sì, c'è un po' di sportellate. Merlisala e Capogna da una parte. Merlisala non è uno che fa dei complimenti. No, assolutamente. Cioè, con un solo colpo ha fatto praticamente l'unico ammonito nella partita fino adesso. Merlisala ci prova l'Alessandria ma viene steso Eusebi, calcio di punizione per i padroni di casa. Vedremo se potranno portare un attacco in questa fase finale di primo tempo. Siamo al minuto 43 e il punteggio è sempre sullo 0-0, ma gran bel Lecco, lasciatecelo dire, perché spesso ci dicono che siamo critici visto che abbiamo visto per mesi ben poco. No, ma oggi sottolineiamo che già da Livorno sicuramente. Già da domenica, devo dire che sabato, scusate, era la partita del Lecco è stata ineccepibile. Calcio di punizione battuto nel cuore dell'area, la mette fuori Kautz di testa. Va a inseguirla Masini che si era trovato sull'altro fronte dagli sviluppi del calcio di punizione, non riesce però torna diligentemente nella sua posizione, batte Prestia questa rimessa laterale a un minuto alla fine del primo tempo più eventuale recupero, la riconquista bene Bolzoni, gladiatorio, poi il lancio lungo a cercare Iocolano, il colpo di testa di Gennaro, secondo colpo di testa di Marzorati. Si lotta a centrocampo, prova a mettere ordine il Lecco, buono il passaggio di prima di Iocolano per Foglia che dialoga con Capoferri, ancora Simone Iocolano aggredito alle spalle, qui c'è fallo. Tutta la vita fallo e calcio di punizione per il Lecco. Grande Simone che ha acceso la luce dopo il pallonetto al 40esimo con cui è andato vicinissimo alla rete del vantaggio per la formazione di Mister D'Agostino che quest'oggi ha messo in campo decisamente un altro Lecco rispetto alle ultime uscite. Eccolo qui, bravo, bravissimo. Hai chiamato a Iocolano che ti ha visto il cambio di gioco, Albino, va su Kautz a sinistra, si allarga il numero 3 blu celeste, lo scambio con Capoferri, molto alto in questa fase Capoferri, Foglia ancora per Kautz, il dribbling con tunnel un po' pretenzioso qui, perde il pallone il Lecco, non riesce però a uscire l'Alessandria perché veramente il Lecco sempre a sporcare le linee di passaggio. Kautz per Capogna, spalle alla porta, si gira Iocolano, allarga sulla destra dove c'è Masini, vediamo se Masini punta, la mette dentro, troppo lunga sul secondo palo, il colpo di testa però di Capoferri che la rigioca, la rende giocabile, l'inserimento di Foglia, Lecco arrembante, ora dentro a cercare ancora Capogna che viene anticipato. Ecco che sta mettendo una grande difficoltà, si è un po' alle corde l'Alessandria in questo finale di tempo. Abbiamo messi lì, abbiamo lasciati lì per un minuto buono. Non si aspettavano probabilmente una squadra che arrivasse lì con questa dinamicità senza dare punti di riferimento con tanti giocatori in aria. Capoferri accompagnano tutti accompagnano veramente tutti oggi. Kautz, Capoferri continuano a sovrapporsi, dall'altra parte Bolzoni con Masini, veramente un bel Lecco che ci sta piacendo tanto. Probabilmente un minuto di recupero, siamo al 45-40, vediamo se si giocherà fino al 46. Finisce a terra Eusebi che più che cascare in questo primo tempo diciamo non ha fatto. Grande giocatore, in questa partita qui, in questo primo tempo l'ho visto sempre per terra, però difende il pallone Merlisala, lo accompagna sul fondo, ci sarà rimessa su cui probabilmente intanto qualcosa da dire con il numero 10 di Davide Di Quinzio. Di Quinzio deve stare attento perché Merlisala non è uno che ti fa passare assolutamente no, sappiamo, se deve cantarti la canzone della canta nell'orecchio. Il nostro Ivan, intanto è finito il primo tempo 0-0, decisamente un bel Lecco. Intanto noi andiamo brevemente in pausa, poi ci collegheremo con Matteo Bonacino e Alessandro. Benissimo. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime!
È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'Aci Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. Aci Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in studio per collegarci con il nostro Matteo Bonacina. Vediamo se chiedo a Fausto. Mi senti, Matteo? Sì. Scusa, perché... Ok, ti sento bene. Un gran bel primo tempo stavamo commentando qui da studio con Albino il mister, perché ha cambiato lo schieramento tattico e il Lecco veramente ha fatto una gran partita, senza dare punti di riferimento all'Alessandria, sporcando le linee di passaggio e costruendo 4 azioni da gol nitide. Potrei praticamente non commentarlo questo primo tempo, nel senso dal campo, perché avete visto perfettamente una partita disputata praticamente perfetta. Non abbiamo successo niente, ne abbiamo fatto dei minuti per via orizzontali, l'abbiamo conquistata verso l'uscita all'inizio, poi siamo cresciuti nel tempo, ma non per foglia dentro qualche avverso, andare a fare i guardatori tra le linee, era molto bene tutti e due. Poi abbiamo avuto quella grande festa sul Capocchio, una grande forza, era molto forte il cross laterale, è riuscito a impattare con la forza necessaria, non che abbia tirato bianco, è stato molto bravo Pissari a far quella parata. È probabile che vedete il gol di Nicolano, che insomma avete visto anche voi, su attenzione che si è tirato fuori lui dal cilindro, insomma. Senti, giocatori che non danno riferimento, perché abbiamo visto tante volte Bolzone andare in sovrapposizione sulla destra, ad esempio con Masini, Capoferri e Cauz scendere veramente molto spesso, soprattutto nella parte finale. Sì. Un Lecco versatile, mi verrebbe da definirlo. Ma per me è stato lo stesso Lecco che abbiamo visto la partita d'andata, nel senso che ha fatto esattamente le stesse cose, sovrapposizione degli interni, sovrapposizione dei braccetti della difesa, con Cauz e Capoferri. Mi ricordo che avevamo tirato il primo gol esattamente sulle tante situazioni, non abbiamo mai crossato dalla sinistra nel primo tempo, in pratica l'abbiamo fatto dalla destra e potevamo sicuramente anche andare a fare gol. Ci siamo divertiti. Assolutamente, si vede comunque la partita preparata bene dal punto di vista tattico oggi dal mister. Sì, ma per me, se posso essere tra virgolette non retroscenista, però capite quello che sto dicendo, secondo me quando prepara questa partita la fa con particolari, dove c'è dei particolari. Assolutamente. Perché esattamente la partita preparata meglio con quella dell'attacco. Ti sento un po' lontano ora, Matteo. Sì. Ecco, sì, adesso meglio. Credo che la partita che preparata meglio tecnico per questa gara. Ok, l'ultima cosa ti voglio chiedere, poi ti salutiamo, ti ritroviamo alla fine della partita. Matteo, il campo è uniforme come terreno di gioco vista la pioggia, oppure più pesante in alcuni? La palla scorre bene così a vederla da qua? Credo fosse molto più pesante, era più pesante sulle fasce laterali, poi probabilmente via calpestandolo si è stati dei carotaggi, tra virgolette, che hanno fatto un po' l'acqua, il campo diventa veramente molto piovendo, era umido prima della partita, durante il primo minuto, non è senza pesante, che fa più grip, però il campo assolutamente bello per questa partita. Va bene, grazie Matteo, ti salutiamo, buon secondo tempo, ti ritroviamo più tardi. A dopo. Ciao Matteo. Rientriamo in studio, giusto per leggere Alessandro Sporca che ci scrive su YouTube, l'ultimo commento, poi ci prendiamo una piccola pausa anche noi. Mi diverto solo sentendo la cronaca che mi fa capire che il grande Lecco gioca bene, forza Blu Celesti sempre. E sì, ti diamo ragione Alessandro, Lecco sta giocando decisamente bene. Speriamo di continuare a divertirci, caro Alessandro. A divertirci e a divertirti con la nostra trasmissione. Ci prendiamo un piccolo break e ci troviamo tra qualche minuto per la ripresa. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Che c'è?
Live Like You. Nuova Skoda Octavia, ibrida o a metano da €179 al mese e in più eco-incentivi con rottamazione. Skoda, Simply Clever. Concessionaria autocogliati Skoda. Via di Vittorio 24 Lecco e a Merate in via Bergamo 38. LC. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store. In via Marconi 15 a Oggiolo, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. LC. Vuoi sapere perché ci chiamiamo Le Specialità? No. Come no? Devi dire di sì, sì! Ok, sì. Di ristoranti pizzeria a Milano siamo pieni, ma solo Le Specialità ti garantisce gusto e sapori. Ordina il tuo delivery e take away a pranzo e a cena sul menù pizzeria e ristorante allo 02 73 88 235 oppure l'app di Deliveroo. Inoltre, pietanze preparate su richiesta nelle varianti senza glutine. Le Specialità, via Pietro Calvi 29 a 2 passi dal Duomo. www.ristorantelespecialità.it. LC. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. LC. Te lo ricordi? Proposta del giorno. Trionfo di carni piemontesi di Fassona, vitello nostrano con dichiarazione di qualità, prosciutto di Parma di Langhirano, salsicce di Fassona piemontese, formaggi tipici della Valsassina. Sempre a casa tua, ma stavolta quello che scegli, se vuoi, te lo portiamo noi. Macelleria Sant'Ambrogio. Vai su www.macelleriasant'ambrogio.it o chiama al 373 85 10 762. Macelleria Sant'Ambrogio di Angelo Donghi, Corso Carlo Alberto 128, Lecco. www.macelleriasant'ambrogio.it. LC. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. LC. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport.
Bentrovati dalla redazione La Politica in Primo Piano con il Presidente della Repubblica Mattarella che ha conferito l'incarico di formare il nuovo governo a Mario Draghi che come da prassi ha accettato con riserva per l'ex Presidente della BCE. Si tratta di un momento difficile mentre si attraversa una drammatica crisi sanitaria e quindi servono risposte all'altezza della situazione. Sentiamo Draghi. Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani dei cittadini, rilanciare il Paese sono le sfide che ci confrontano. Abbiamo a disposizione le risorse straordinarie dell'Unione Europea, abbiamo l'opportunità di fare molto per il nostro Paese con uno sguardo attento al futuro delle giovani generazioni e al rafforzamento della coesione sociale. Con grande rispetto mi rivolgerò innanzitutto al Parlamento, espressione della volontà popolare. Veniamo adesso ai commenti delle forze politiche. Italia Viva festeggia la svolta per Renzi che dice ora è il momento dei costruttori. Con l'incarico a Draghi si apre una fase nuova che può portare il Paese fuori dall'incertezza creata da una crisi irresponsabile e assurda, afferma il segretario PD Zingaretti. Per Fratoianni di Liberi e Uguali sarà difficile sostenere Draghi. Il Movimento 5 Stelle ufficializza il suo no. Grillo ai suoi dice siamo e siate leali a Conte, ma il Movimento 5 Stelle rischia la spaccatura. Poco fa si è aperto anche il vertice di centrodestra. Forza Italia ricorda l'antica stima fra Berlusconi e l'ex numero 1 della BCE. Salvini sottolinea che il problema non è Draghi, ma che cosa vuole fare. Ma la prospettiva principale per la Lega resta il voto a giugno. Fratelli d'Italia anche resta fermo sul ritorno alle urne. Toti prospetta un esecutivo in cui siano coinvolti i leader politici. Cambiamo argomento, l'inflazione a gennaio torna positiva, lo rileva l'Istat diffondendo la stima provvisoria dei prezzi al consumo. Secondo i dati preliminari a gennaio l'indice nazionale registra un aumento dello 0,5% su base mensile e dello 0,2% su base annua. Accelera di poco il carrello della spesa che comprende beni alimentari per la cura della casa e della persona con un aumento dello 0,7%. Nell'Eurozona l'inflazione a gennaio si attesta a più 0,9%. Vaccini, le regioni iniziano ad organizzarsi. Faccio eco a Bertolaso, se entro un mese ci danno 4 milioni di dosi allora vaccineremo tutti i pugliesi, ma è una battuta perché i vaccini non arriveranno. Questo quanto ha detto Pierluigi Lopalco, assessore alla salute della regione Puglia, senza sbilanciarsi sui numeri dei vaccinati entro l'estate perché il quadro di forniture che abbiamo arriva al primo trimestre. Si parla di qualche centinaio di migliaia. Entro il primo trimestre si riuscirà a stento a vaccinare gli ultra ottantenni oltre quelli della prima fase, conclude Lopalco. L'Ordine dei Medici di Bologna valuterà provvedimenti disciplinari nei confronti dei colleghi che si esprimeranno pubblicamente contro la vaccinazione anti-Covid. Non sarebbe deontologicamente corretto né rispettoso delle vittime, in particolare in questo momento storico, che da parte anche solo di pochi medici provenissero voci contrarie alla vaccinazione non sostenute da alcuna evidenza, si legge nel documento dell'Ordine. È tutto, alla prossima edizione. Lecco Channel, Radio Giornale Nazionale. Sponsored by Crotti & Partners, la sicurezza per le telecomunicazioni in fibra ottica professionale per aziende. Chiama ora il numero verde 868 27 96. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccocchannel.it e lcnsport.it. Siamo tornati per questa ripresa, le squadre non sono ancora entrate in campo alla Mocagata di Alessandria. Punteggio solo 0-0 tra Alessandria e Lecco, ma decisamente molto più Lecco che non Alessandria, Albino, perché abbiamo detto dovremmo essere in vantaggio 1-0 almeno. Sì, non ci sarebbe proprio nulla da dire, anzi da eccepire, e devo dire che il Lecco in questo primo tempo mi è piaciuto molto. È stato messo in campo tatticamente in maniera veramente adeguata a quello che è la partita, e l'Alessandria che ha speso, ricordo, 4.200.000 euro per fare questa prima squadra. 54.300 esatto, per la precisione, non è che ha dimostrato poi di essere superiore, almeno in questo primo tempo, a quello che ha fatto il Lecco, anzi. No, assolutamente, anzi, se c'era stata una squadra superiore in questo momento è il Lecco. Intanto quella toppa comunque che c'è lì a centrocampo, una zolla sopra le altre, non è bellissima. No, il centrocampo sono anni, dico anni, che non dà garanzie. Poi tra l'altro l'Alessandrino è noto per avere nebbia, per avere anche delle risaie vicino, quindi
per avere un po' di palude ovunque. Sì, infatti spero oggi già un che sui campi da po' calcio. giornata uggiosa, campo pesante, aria pesante, ovviamente molto umida, anche se si è riusciti comunque a dialogare bene palla a terra, mister. Poi ci gioca anche la Juve lì. E ci gioca anche la Juve, assolutamente. Sì, quindi sempre sotto pressione. Molto utilizzato con la Juve Under 23. E se non sbaglio anche la Juventus femminile forse diverse partite le ha giocate al Bucarest. Sì, se no giocano. Sicuramente un campo molto utilizzato, quindi il fondo ne risente. risente sicuramente. Tanto aggiornamenti dei campi della Serie D, poco fa calcio di rigore battuto del Breno a Casatenovo, la grandissima parata di Ferrara che in tuffo con la mano destra è riuscito a sventare poi anche sul proseguo dell'azione, colpo di testa, grandissima parata, dunque a salvare l'1-1 fino a questo momento, mentre Nibiorno Giano purtroppo è sotto a Ponte San Pietro, all'Egler di Ponte San Pietro, 1-0 per i padroni di casa, pareggio tra Scanza Rosciate e Trizzimo, in questo momento sono sull'1-1, mentre per quanto riguarda gli altri risultati del girone del Lecco, girone A di Serie C, intanto è ricominciata la partita, il vantaggio del Novara Gorgonzola sulla Gian Erminio, Pergolettese Pistoiese 1-0, Grosseto Lucchese 1-0, Pro Sesto e Albino Leffe sono sull'1-1, tanto l'Alessandria, la prima azione, e dei grigi sulla destra guadagnano un calcio d'angolo. Andiamo a seguire dunque anche il calcio d'angolo in favore della squadra di Mister Longo, che nel primo tempo si è affidata molto ai cross dalla tre quarti, a servire le due punte, a cercare le due punte che sono Corazza ed Eusepi, sui calci piazzati comunque sempre molto temibile, lo sappiamo. Da stare attenti, Di Gennaro a battere, no, lascia l'incombenza a un compagno, cerca Corazza di andare a staccare, poi Parodi svirgola fuori gioco, adesso non può andare a giocarla il compagno che stava rientrando dal fuorigioco, dunque si perde. Sul fondo sarà semplice rimessa laterale per il Lecco, però non ricordo anche i componenti delle panchine, non ci sono stati cambi nelle file delle due formazioni, dunque andiamo a ricapitolare un po' anche quelle che sono i 22 effettivi in campo, perché il Lecco gioca con questo 3-5-2 con Pissardo in porta, con Capoferri, Cauz, Marzorati e Merlisala, poi con Marotta a centrocampo, con Bolzoni e con Foglia che si sta muovendo veramente ovunque davanti, con Capogna, Iocolano e anche con Masini, dunque uno schieramento che ci è piaciuto molto nel corso del primo tempo e che ha reso difficile la costruzione della manovra palla terra all'Alessandria, che risponde con Pisseri, con Parodi, Eusepi di Quinz, Corazza, Prestia, Casarini, Giorno, Di Gennaro, Sini e Rubin in panchina. Mister Longo può usufruire dei possibili cambi di Crisanto, Chiarello, Arrighini, Gazzi, Frediani, Bruccini, Macchioni, Mora, Bellodi e Stanco, sicuramente giocatori molto importanti. E intanto da un cenno a Fausto ci è sparito il ritorno sul monitor. Per quanto riguarda invece il Lecco c'è Borsellini, un portiere che è arrivato in settimana, ricordiamo che Bertinato è andato via, Celia, Clora, Azzi, Mastroianni, Magni, Liguori, Malgrati, Cosimo Nannini, Emmausso, Nesta e Moleri. Anche questo cambio di modulo è un po' una bocciatura per qualche giovane, ti chiedo mister, tipo Nesta e Nannini, che hanno tirato la carretta un po' all'inizio, poi hanno un po' patito forse tanto anche impiego, no? Utilizzo sì, diciamo Nesta ha giocato praticamente quasi sempre anche dall'inizio, diciamo Nannini un po' meno perché prima giocava puro, perciò però effettivamente le ultime prestazioni non erano all'altezza, diciamo, di quello che si è fatto vedere all'inizio, soprattutto parlo di Nesta. Con Capoferri e con Masini, diciamo già sabato nel secondo tempo si è visto comunque una freschezza, una padronanza, comunque anche soprattutto da parte di Masini più che di Capoferri, anche una caratteristica nell'andare comunque a volere attaccare la profondità, a buttarsi negli spazi, cosa che era un po' che non attenzione perché sulla destra siamo un po' scoperti. Tentativo di conclusione ribattuto da Cauz, ci sarà il calcio d'angolo, ci ha provato subito l'Alessandria che ha impattato abbastanza bene questo inizio di ripresa, ci ha provato Casarini andare a calciare, secondo corner a favore dell'Alessandria nel giro di 2 minuti. Chiudo, comunque penso non sia una bocciatura né per Nesta né per Nannini, molto probabilmente al terzo, mentre non avevamo le immagini con un breve blackout qui sul nostro monitor, grande occasione dell'Ecco con Marzorati che ha sbagliato proprio
dopo un'incursione di Capoferri nei pressi dell'area piccola di Pisseri. Calcio d'angolo, seguiamo per la Alessandria, grande movimento in area, pallone morbido, va giù un giocatore, attenzione perché c'è il calcio di rigore per l'Alessandria, non ha avuto dubbi, ha indicato subito il dischetto il direttore di gara. Ora c'è anche un cartellino giallo per Marzorati, calcio di rigore per l'Alessandria, adesso avremo modo di rivederlo, è sceso giù subito, trattenuto alle spalle, se non ho visto male. Non ho visto molto, adesso rivediamo. Non ho visto molto bene, ma non mi è sembrato così netto. No, non è sembrato netto, però abbiamo visto cadere un po' il rallentatore, il giocatore ovviamente trattenuto, vediamo se ci offre Eleven il replay. Intanto i giocatori dell'Ecco che continuano a parlare con il direttore di gara, che è il signor Luigi Catanoso di Reggio Calabria, che ci ha pensato giusto una frazione di secondo, poi ha indicato subito il dischetto del calcio di rigore. Eusepi contro Pissardo sarà intanto dal dischetto, non ci viene purtroppo mandato il replay. Avevamo detto, insomma, 4 occasioni per il Lecco, però non l'abbiamo sbloccata e ora c'è un calcio da fermo che può essere decisivo per l'Alessandria in questo frangente. Eusepi contro Pissardo, vediamo se il portiere bluceleste riesce a ipnotizzare il centravanti dei grigi. Va Eusepi, la parata di Pissardo che la mette fuori e si rimane sullo 0-0, in tuffo sbilanciato col piede, Pissardo la tocca e la palla va in calcio d'angolo. Profetiche le mie parole, Pissardo che ipnotizza. Io ripeto, sono felicissimo. Abbiamo visto la regia esplodere. Veramente felice della parata del portiere, ma vorrei rivedere come è stato dato questo rigore. Modo, magari speriamo che la regia di Eleven ci possa rimandare. Intanto si chiama il calcio d'angolo, dentro il pallone la respinge la difesa dell'Ecco, poi pallone messo dentro Pissardo senza problemi. Grandissimo Pissardo. Grande parata, la rivediamo. Va col destro Eusepi, si sposta lateralmente, poi centrale, si tuffa sulla, col piede, l'avevamo visto subito, si tuffa sulla sua sinistra Pissardo, ma col piede destro di richiamo lo alza e riesce a bloccare il tiro che era centralissimo di Eusepi. Ecco, qui devi ammonire, però anche se non è un fallo cattivo, eri a 50 Bolzoni centimetri. ha ammonito prima in occasione del fallo da rigore. Qui l'arbitro da 50 cm dall'azione fallosa devi dare comunque un segnale per essere equamine. Assolutamente, dunque la prima occasione è stata da calcio piazzato. Mister, tu hai detto nel corso del primo tempo, queste partite sono sì giocate benissimo, però bisogna sbloccarla, perché poi una squadra così forte come l'Alessandria può magari usufruire di un calcio piazzato, un calcio da fermo, un episodio. È meglio che no. Calcio d'angolo per noi. No, però sono le situazioni. Calcio d'angolo per noi. Un po' tirata, no, nel senso, però vedevo proprio ho rimediato io che vedevo quello, no, vedevo che comunque sull'azione manovrata eravamo messi bene, un po' meno nelle palle inattive, e purtroppo da un calcio d'angolo. Intanto per il Lecco con Foglia dalla destra. Foglia la metterà bene e facciamo gol. Dai Lecco, un bel pallone, la finta, torna indietro, batte Foglia. Questo che cos'è? Terra, ha inciampato del Lecco, non si è visto bene, recupera Marotta che serve proprio Foglia l'1 contro 1 con Parodi che gli sporca il pallone ed è rimessa laterale in zona d'attacco per il Lecco. Masini va a batterla Masini. Maso si è visto a intermittenza nel corso del primo tempo, ma può fare vedere le sue grandi qualità. Recupera il pallone dell'Alessandria, ancora però il Lecco che riconquista il pallone. Marotta viene accerchiato da 3 giocatori, lo scarico all'indietro per Merlissala, centralmente Capogna, lavora un buon pallone, cerca un appoggio per Kautz, lo portano fuori, si torna però a sinistra, Capoferri, tocca ancora per Foglia, dialogano i due, c'è rimessa laterale per il Lecco che cerca, sfrutta l'ampiezza del campo da una parte all'altra per mettere in difficoltà l'Alessandria. 53esimo, sempre 0-0, Lecco ha parato un rigore con Pissardo su Eusepi poco fa. Ancora Bolzoni, grandissimo Pissardo che ha dimostrato l'importanza di avere un portiere di grande lignaggio, di grande capacità. Da una parte e dall'altra interventi decisivi di Pisseri nel corso del primo tempo su Marotta e su Capogna e di Pissardo. Dai, crediamoci ragazzi che lo facciamo, su. Ancora Lecco sulla 3/4 in possesso palla, dentro Iocolano, Capogna sul vertice sinistro, un violento sinistro. Quinta occasione da gol. Sì, qui era un po' più difficile inquadrare la porta. Però se prende il 7 sul primo palo fa gol. Solo col movimento, lo stop e il movimento, come l'ha fatta sfilare. La grande intesa che tra Iocolano e Capogna, perché Iocolano alza lo sguardo, vede l'inserimento di Capogna, Capogna sa già che arriverà la palla con i giri giusti in corsa. Una palla da incrociare a rasoterra sul secondo palo, invece ha voluto alzarla sul primo.
Però ho fatto solo il controllo merita il prezzo. Quando io sento le critiche quando sento le critiche come in settimana, poi diciamo sempre le stesse cose, no? Su Capogna, perché non sta segnando, può fare una partita bene, o meglio, oggi grande lavoro, fatta male, ma è un giocatore che non si può discutere. Questi colpi uno ce li ha dentro, non li inventi, queste qualità, non li pari. Spesso ho sentito dire che in Serie C non avrebbe la tecnica. Secondo me Capogna ha una tecnica per la categoria persino superiore, forse. Sì, assolutamente. Quindi, veramente non capisco queste critiche quando arrivano da fuoco amico, cioè da tifosi. Capogna fa meno fatica in C, secondo me, che non in D, e farebbe ancora meno fatica in B che non in C. Probabilmente sono d'accordissimo con te su questa disamina. C'è grande lotta in mezzo al campo. E ci siamo, 4 sul fallo. Sì, non vogliono 4 a ringhiare su un pallone. Su un pallone. E anche sulle reni del giocatore dell'Alessandria. Ho visto era il numero 28 Giorno che viene steso poi da Masini, l'ultimo come 3 fallo, però in 4 veramente con grande verbo, con grande voglia. C'era Masini, c'era Iocolano, c'erano 2 centrocampisti. Una volta riconquista il pallone intanto. Diciamo agli amici all'ascolto che il Lecco sta giocando alla grandissima, senza nessun tipo di paura di nessun tipo neanche di soggezione, cosa che invece ha avuto l'Alessandria nel corso della seconda parte del primo tempo, che poi ha dimenticato nell'inizio di questa ripresa perché è partita bene l'Alessandria, ma adesso stiamo ritornando di nuovo a una lotta alla pari in tutte le posizioni del campo. Tanto ci scrive Andrea Cesana, vai Pissa, top 3 portieri del girone, naturalmente Pissardo, lo diciamo anche se sembrerebbe quasi retorico, ma c'è Pisseri anche dall'altra parte, quindi oggi bisogna evitare ambiguità. Pissardo che poco fa, per chi si fosse cross dentro, Pissardo, eccolo, grandissimo Pissardo, sicurissimo va a prendere il pallone in uscita, poco fa ha parato un rigore, siamo al 55esimo, noi ci concediamo un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in studio, 0-0, 57 minuti in questa partita nel Mokagata che ci ha regalato fino adesso comunque grandi emozioni da una parte e dall'altra. Intanto fallo Merlisala che viene stretto a sandwich da due Ivan Merlisala, un gladiatore, è andato a contendere una palla in mezzo a 2 giocatori dell'Alessandria, si è fatto farfallo. Un gladiatore, se andiamo a vederlo, lo steccano Eusepi da una parte e dall'altra il numero 18 dell'Alessandria Simone Corazza, i 2 attaccanti che vanno a dar fastidio proprio a Merlisala. Lecco in possesso palla sulla propria 3/4 difensiva. Viene portato un timido pressing proprio dal numero 9 Eusepi, che poco fa si è fatto parare il rigore con grande merito da Pissardo. Lecco prova a sfondare sulla sinistra. Intanto andiamo a dare un'occhiata se è cambiato qualche risultato nelle partite del girone A. Abbiamo detto della vittoria della Pro Patria alle 12:30, ora di pranzo, sull'Olbia per 1-0, dei Pontedera Carrarese giocata ieri 1-1. C'è il vantaggio dell'Albino Leffe che ha segnato a Sesto San Giovanni il 2-1, tanto ed ecco ci prova lì sulla sinistra con Capogna che guadagna la rimessa laterale e la lascia l'incombenza al numero 33 Capoferri. Bel Capo, su. Partita diligente, nel primo tempo si è sganciato parecchie volte Capoferri. Capogna nelle cuore dell'area, viene steso, calcio di punizione per il Lecco dalla zona Iocolano. Capogna grandissimo. Che giocata. Spieghiamo, controllo, si gira, dribbling secco. Peccato non essere davanti un metro. Il marcatore si stava liberando anche per scaricare il sinistro da quella posizione. Secondo me qui Iocolano rischia di fare il gol. Stoppa, poi gira su se stesso, dribbling secco su Di Gennaro che lo stende ed è calcio di punizione da Di Gennaro. Dopo questa azione si appellerà San Gennaro. San Gennaro, ma qui deve pregare San Gennaro anche il portiere Pisseri, che per quanto bravo e decisivo nel corso del primo tempo qui. Chi c'è sulla palla?
Non c'è Iocolano. C'è Foglia che probabilmente sceglierà chiamiamo, la foglia morta, come ci dicono dalla regia, vediamo se alla Mariolino abbiamo qui però col destro, però Foglia ha proprietà di calcio. No, assolutamente, abbiamo molti battitori dai calci di punizione. Vediamo Foglia che si sistema. Incrociamo le dita, forza Foglia, scarica tutta la potenza. Era molto distante della tua voglia, qualche rima. Abbiamo qua un Albino che ci regala poesia. Va Foglia! Ancora di Pisseri che spolvera l'incrocio. Battuta benissimo la punizione da Foglia, rimane davanti il Lecco. Pallone buttato sul secondo palo e colpo di testa di Masini, la fa sua Pisseri in presa alta. Grande ancora occasione, la prima della ripresa, 60esimo per il Lecco, calciata benissimo dal limite dell'area. Foglia, grande ancora l'intervento di Pisseri, fino a questo punto man of the match. Sì, no, calciata bene, anche bella tesa, fatto una gran punizione. Assolutamente, diciamo tanti anche le soluzioni, no? Diverse le soluzioni adesso per battere anche i calci di punizione. Abbiamo detto di Foglia, naturalmente abbiamo detto anche di Iocolano, sono veramente tante in questo frangente. Siamo al 60esimo. Siamo al 60esimo, sempre 0-0. L'Ecco che ora è tutto dietro la linea del pallone nella propria metà campo. Però partita emozionante, anche se non soprattutto per quello che ha concluso il Lecco e anche per questo rigore parato in maniera veramente consona dal nostro grande Pissardo. Assolutamente. E non abbiamo perso l'ordine, no mister? Siamo ancora ordinati come la partenza. Siamo in partita, siamo giusti. Sia dietro che in mezzo, anche come distanze. Attenzione là sul fondo direttamente, cercavano di servire l'inserimento di Corazza, ma il pallone sfila direttamente e sarà accettato 2 cambi, sarà rimessa dal fondo. Mora e Arrighini che entrano entrano il numero 11 Arrighini, il numero 27 Mora per gli uscenti. È uscito Euseppi ed è uscito. Euseppi ha fatto pochissimo. Ha fatto poco oggi, veramente. È uscito anche Rubin che non si è visto praticamente. No, Rubin dopo il caso Berlusconi non è più stato presente. No, assolutamente. Si è visto veramente poco sulla fascia di sinistra. Intanto quindi attenzione a Arrighini che comunque è un giocatore che i suoi gol li fa ed è assolutamente da tenere in grande considerazione. Mister, le alternative dice loro come cambiano bene. Bella palla, bellissima palla. Sulla sinistra scende Capoferri che può andare al cross morbido, il colpo di testa si ostacolano un po' 2 giocatori del Lecco, Marotta da una parte, Masini dall'altra e se la cava la difesa della buona partita, prova a uscire con velocità, attenzione a Parodi che questa volta è a sinistra, c'è la chiusura su di lui, di Marzorati che va a prendersi anche il fallo. Grande giocata difensiva in uscita, si è sganciato da Parodi. Parodi stava già litigando tra virgolette polemicamente con Masini e ha dimostrato anche questa volta di essere un rompiballe. Attenzione che c'è un calcio di punizione per il Lecco, però la partita si sta velocizzando, vivacizzando con continui ribaltamenti. Adesso magari si perdono nell'ultima mezz'ora un po' le distanze, naturalmente dopo avere uno spartito tattico che è stato pressoché perfetto per 60 minuti, qualche sbavatura come in questo caso nel controllo di Capogna, anche per la stanchezza naturalmente. Il campo non è dei migliori, dopo 60 minuti con comincia a essere un po' stanchino, comincia a essere un po' stanchi, un po' stanchi. 0-0, ma partita che ci può regalare ancora grandi emozioni in questo finale. Ha cambiato le fasce, ha messo Parodi a sinistra e Mora sulla destra, anche perché Rubin a sinistra ha fatto veramente poco, non si è praticamente non si è mai visto. Si è un po' annullato con Masini. Masini che è stato molto più attento a difendere. Un giocatore che ha dimostrato di essere anche molto duttile. Se di batte e ribatte a centrocampo e sulla 3/4 difensiva del Lecco. Non facciamo giocare la gente in quella zona lì del campo. Io sono per l'aggressione in quella zona lì. Palla sulla destra, c'è però l'ottima copertura di Kautz che la lascia sfilare, la palla però non ha brivio, non può uscire, allora la gioca in qualche modo cercando un compagno, lo trova nel ripiegamento di Simone Iocolano, se la porta sul mancino e bravissimo rilancia. Simone.
Si lotta veramente in quella zona di campo, tante maglie dell'Alessandria, grande giocata difensiva di Kautz, poi attenzione perché prova la conclusione, Corazza c'è la parata. Anche qua sono arrivati al tiro, l'Alessandria non era un gran sinistro, è arrivato al tiro in maniera casuale, non è un'azione costruita. Anzi, no, si trattava di Di Quinzio che va a calciare con il mancino centrale. Sì, però non è un'azione costruita, la seconda palla che è arrivata lì all'attaccante a Di Quinzio lì e buonanotte, ma niente di che. Assolutamente. Allora, fallo calcio di punizione sulla tre quarti per il Lecco in attacco. Ci va Bolzoni, dai, mettiamola bene, su, che la portiamo a casa sta partita qua. Vediamo se si può creare un'occasione anche da questa situazione. Lecco che ancora non ha messo mano ai cambi D'Agostino, ma ci sono tante alternative importanti. Nella panchina bluceleste il calcio di punizione battuto verso il cuore dell'area, rimesso fuori, può giocare Masini che appoggia all'indietro. Si ripartirà da Merli Sala e da Pissardo. I due portieri stanno pesando tanto nell'economia della partita. Sicuramente decisivo Pissardo per il rigore, però non dimentichiamo le parate di Pisseri che sono state sicuramente importanti e più numerose rispetto perché Lecco ha tirato più volte in porta, soprattutto nel primo tempo. Poi poco fa la splendida punizione di Foglia, ci prova l'Alessandria sulla sinistra con Di Quinzio che si accentra, va a calciare con il destro, ribattuto il pallone dai difensori bluceleste in due fasi, prima Merli Sala, poi Marzorati, poi Iocolano che va a lavorare il pallone aggredito da tre avversari, se la cava con la consueta grande cifra tecnica. Iocolano prova a ripartire il Lecco, viene sporcato però sulla linea del pallone, dentro il pallone centrale per l'inserimento. Quando è fallo lo devi fischiare di Arrighini che è entrato poco fa al posto di Eusepi. Stiamo fraseggiando bene, alla terra di prima altro fallo, calcio di punizione, può spezzare il ritmo, può prendere fiato il Lecco in questa fase. Qui ha ragione Iocolano, ma è il secondo fallo in 30 secondi, devi fischiarli tutti e due. Chi era il direttore di gare di dov'è? Di Reggio Calabria, la signora Luigi Catanoso. Catanoso dovrebbe essere si sono marcato una bella trasferta. Sì, appunto. Da Reggio Calabria. Noi qui ci prendiamo un piccolo break, come mi fa accenno Fausto in regia, tra poco. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Te lo ricordi? Proposta del giorno: trionfo di carni piemontesi di Fassona, vitello nostrano con dichiarazione di qualità, prosciutto di Parma di Langhirano, salsicce di Fassona piemontese, formaggi tipici della Valsassina. Sempre a casa tua, ma stavolta quello che scegli, se vuoi, te lo portiamo noi. Macelleria Sant'Ambrogio. Vai su www.macelleriasant'ambrogio.it o chiama al 373 85 10 762. Macelleria Sant'Ambrogio di Angelo Donghi, Corso Carlo Alberto 128, Lecco. www.macelleriasant'ambrogio.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in studio, stavamo commentando i risultati perché c'è una fase di stanca, siamo al 67esimo, gioco molto spezzettato, diversi falli fischiati in questa fase. I risultati di Serie D perché il Niviano Giona ha perso 1-0 all'Egler di Ponte San Pietro. Al 90esimo la Casatese in vantaggio 2-1 con il Breno, la rete per il vantaggio di Stefano Baldanna all'80esimo che ha portato in vantaggio la Casatese, dunque una sconfitta e una possibile vittoria per le due lecchesi impegnate in Serie D. Qui c'è fallo tutta la vita su non puoi neanche protestare. Comunque quest'arbitro qui secondo me ha fischiato ma non ha lasciato anche un po' correre. Sì, non ci sono stati, c'è stato ovviamente intanto Casatese finale 2-1 la vittoria, c'è stato naturalmente l'episodio del rigore che però non ci sono stati grossi dubbi, l'arbitro ha avuto subito l'intenzione di indicare il dischetto, di concedere il penalty, dunque fortunatamente poi la parata di Pissardo ci prova l'Alessandria sulla destra, attenzione, viene interrotta però l'azione ancora una volta da un Lecco che sta recuperando con autorevolezza, bravo in questa partita, davvero miglior Lecco della stagione, nonostante siamo sullo 0-0, però
punto di vista della qualità, mister mio, di sbilancio. No. Una partita di questo livello. Di questo livello togliamo qualche esploit dell'andata tipo Como. Sì, certo. Anche con loro, anche se però come particolare. Sì, un po' particolare, loro non erano come non erano a posto. Siamo al 69esimo praticamente. Ricordiamo che domenica comunque c'è l'appuntamento con il derby alle 20:30, ovviamente seguiremo in diretta anche questa partita. Assolutamente, una settimana che ci ha regalato sfide molto importanti per la classifica e non solo. Tanto stavo vedendo se ci sono anche commenti sui social da leggervi. Pallone fuori con la rimessa laterale per l'Alessandria in zona attacco con Parodi che ora agisce stabilmente sulla sinistra dopo la sostituzione e l'ingresso di Mora e l'uscita di Rubin. Pallone sul fondo, lo accompagna fuori Merli Sala di mestiere con una spallatina grande sull'avversario. Merli Sala. Parodi rimane un rompiballe, tra l'altro pettinato male, dobbiamo dire, perché è tutta pelle. Non è con la pettinatura di Parodi, oggi non ti piace proprio, avresti voluto una conciatura diversa per il... No, bisogna poi sorridere, devo drammatizzare. Tra i migliori in campo, comunque soprattutto nel primo tempo, tra i suoi, mentre nell'Lecco è difficile trovare uno oggi nell'Lecco che sotto la sufficienza, assolutamente. La sufficienza non c'è nessuno. C'è un cambio. Intanto il numero 16. Bruccini, altro giocatore comunque importante, mister, no? Sì, lui ex Pro Patria, Reggiana, adesso era Cosenza. Ha fatto molta Pro Patria per lui. Sì, lo allenava a Colombo, è un ottimo centrocampista. E a conferma comunque che mettendo mano alla panchina anche Longo può scegliere bene naturalmente, no? E pescare. Anche lui è arrivato adesso al posto di Di Quinzio. È arrivato a gennaio. Ci segniamo anche questa sostituzione, tanto palla lanciata verso l'area dell'Lecco, messa fuori. Può ripartire l'Lecco con il lancio di prima intenzione, un po' troppo lungo però per... Porca miseria, devi tagliare qualcosa a giri lì. Al 70esimo non ci sono ancora cambi, lo conosciamo ormai da Agostino, prima del 70esimo è difficile che cambi. In questo momento... Però per mettere qualche forza fresca, perché su un campo così pesante... Siamo ancora brillanti però. Siamo ancora magari qualcosina... Visto che comunque gli avversari fino a questo punto hanno già effettuato 3 cambi, questo va sottolineato. Tanto qua c'è fallo di Marotta. Secondo me come cambi andrebbe proprio uomo con uomo, senza stravolgere, potrebbe entrare un Moleri a centrocampo, anche Lora, Dudu al posto di Ocolano e Mastroianni al posto di Capone, e Nesta al posto oppure Dudu anche al posto di Capogna, perché lo vedo un po' stanco adesso, anche davanti, e potresti avere magari esce invece Marotta ed entra Celiac, quindi si copre un pochettino ancora. Mi sa che cambia qualcosina. Celiac cosa fa? Andiamo a vedere, probabilmente Celiac, che ricordiamolo è un ex. Passa magari difesa 4, mister? Non lo so, adesso perché guardiamo. Celiac presumibilmente andrà sulla destra, vediamo. Magari Capoferri alzato con Cauz largo a sinistra e Capoferri alzato a fare il quarto di centrocampo. Potrebbe anche essere un 4-4-2 per dare un po' più di 4-4-1-1 magari con Iocolano alle spalle di Capogna, un po' più di copertura dietro, vediamo. Lancio lungo, non ci sono però giocatori dell'Lecco, che era tutto schiacciato all'indietro. L'Lecco che ha perso un po' di metri in campo in questa fase di secondo tempo. Siamo al 73esimo, siamo sempre sullo 0-0, è successo tanto però in questi 70 minuti, perché abbiamo raccontato in diverse occasioni Lecco al primo tempo, il rigore parato da Pissardo nella ripresa, la punizione di Foglia. Sì, mister? No, sto vedendo un po' più alto Masini. Sì. Andiamo a vedere se sarà un atteggiamento poi per questo ultimo 20 minuti un po' più speculativo, di attesa dell'Lecco, che però sta concedendo un po' di campo all'Alessandria ora, dopo 70 minuti impeccabili dal punto di vista tattico. No, ma siamo abbastanza in controllo, Rimessa laterale battuta da Alessandra sul fronte destro, prova a mettere dentro questo pallone Mora, viene ribattuto sempre Alessandra. Capogna lo vedo un po' stanchetto. Per questo che io chiamavo qualche cambio, perché qualche energia comincia ad andarsene, la riserva si accende, la spia della riserva, e l'Ecco infatti comunque al di là del cambio tattico imposto da mister D'Agostino un po' perso campo in questa fase, concedendo la possibilità ai grigi di spingere, lo fanno sulla destra.
tentativo di cross ribattuto, Pissardo, pallone che era però lasciato via dopo una deviazione ed era stato reso insidioso anche dal rimpallo sul terreno di gioco. C'è però la parata sicura, impresa di Pissardo, rivediamo. Secondo me ha spostato Masini in mezzo a fare la mezzala e ha messo Seliak, sì. Masini in mezzo, adesso in questa fase molto alto e Seliak va a fare l'esterno, praticamente, che le somme e Masini praticamente sentendo l'intervista nasce così, è il suo posto, li ha messi tutti e due al posto giusto, allora se avrà gamba ancora un po' Masini per cercare di inserirsi, allora ecco che però qua non ha fretta, manovra con pacatezza, poi il lancio lungo a cercare un inserimento di Iocolano, ma palla troppo lunga, irraggiungibile anche per il numero 17 bluceleste. Tanto andiamo a vedere un po' anche quelle che sono le partite del girone, se c'è qualche cambiamento. Siamo al 75esimo alla Moccagatta, e anche nelle altre partite abbiamo detto del vantaggio del Novara 2-1 sulla Gianna Erminio, in questo momento 1-1 tra Grosseto e Lucchese, pareggiato la Lucchese in grande crescita nel derby toscano, Pergoletese 1 Pistoiese 0 Pro Sesto 1 Albino Leffe 2 in questo frangente, la rimonta dell'Albino Leffe che si è completata al Breda di Sesto. Intanto lavora un buon pallone l'Alessandria dalla sinistra, prova a buttarlo dentro Sini, poi Parodi al limite dell'area, il tocco all'indietro per Giorno, cambia lato, va sulla destra dove c'è il tentativo di cross con il mancino, attenzione al colpo di testa, poi la palla che rimane lì, prova a girarsi, viene murato Corazza, ma c'è gioco fermo, perché era arrivata la segnalazione del direttore di gara, per fortuna del Lecco. Si è un po' spenta la luce in questa fase però del Lecco, che sta prendendo un po' troppo campo l'Alessandria e mettendo dentro questi palloni comunque che possono mettere in ambasce la ci siamo un po' abbassati, un po' schiacciati. Adesso però c'è anche da dire che secondo me qualcosa davanti ne avrebbe cambiato. Magnio, Mastroianni, Dudu potrebbe essere forza fisica, poi anche colpi di classe, velocità, un altro piede, una ripartenza, a questo punto più che tenere sulla palla proprio per ripartire, perché visto come stiamo giocando più Dudu di Mastroianni. Assolutamente, recupera, gioco fermo, fallo su Capogna. Capogna che ha preso un pestone, un grande capo anche oggi da una partita di grande impegno, sacrificio, dedizione, con dei colpi anche che non si vedono tutti i giorni, quindi ripeto, Capogna è un giocatore che non si può praticamente, non dico mai criticare, ma però non si può non apprezzare. Esatto, questa è proprio la sintesi. Butta via il pallone qui l'Alessandria, c'è una deviazione, no, c'è rimessa laterale per il Lecco, noi ci prendiamo un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Live Like You, nuova Skoda Octavia, ibrida o a metano da €179 al mese e in più eco-incentivi con rottamazione. Skoda, Simply Clever. Concessionaria autocogliati Skoda, via di Vittorio 24 Lecco e a Merate in via Bergamo 38. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Eccoci rientrati in studio, mancano 13 minuti, commentavamo qualche forza fresca dalla panchina, in questo momento parrebbe importante sì, almeno per andare un po' a rinvigorire un po' l'energia, visto che comunque hanno fatto fino adesso veramente un partitone tutti, non so. Sarebbe anche magari senza andare a stravolgere, mancano 12 minuti, però pari ruolo con ruolo, 10-12 minuti, cambi in materia. Probabilmente c'è un cambio, vediamo se la regia se ne accorge, perché è un gioco fermo. La regia di Eleven che però non ci aiuta. Sì, vediamo Capogna che si sta allontanando, probabilmente
la butto lì, Mastroianni, probabilmente andiamo a vedere se... Sei riuscito a Capogna. Sì, Capogna per Mastroianni, eccolo qua. Intanto c'è anche dalla panchina altri 2 cambi, perché esce Giorno ed entra Stanco, forze fresche dalla panchina. Questa è una battutona, direttore. Ed entra anche Frediani, se non ho visto male. 34. Vediamo un attimo chi esce, cerchiamo di... Ma lei come è entrato? Sono entrato Stanco. Esce Corazza per Stanco. Vic. E invece anche lui è un giocatore nuovo appena preso. Abbiamo sì, quindi già effettuati 5 cambi da parte di mister Longo, mentre 2 con Mastroianni che è andato a rilevare un Capogna che ha dato tutto come sempre anche oggi, ma adesso poi ci può stare anche un Mastroianni perché sul pallone per alzare un po' la squadra nel tentativo. Pari ruolo è giusto, ti dico, Dudu adesso se entra per Iocolano, però penso che Iocolano difficile magari non lo toglie, lo toglie a può sempre regalarti una giocata, abbiamo visto col pallonetto il primo tempo, una grande parata di Pisseri. Però con questi spazi rinunciare a Dudu insomma può essere una soluzione anche per andare a trovare qualcosa di importante. Tanto Frediani per Giorno, questa è l'altra sostituzione effettuata dall'Alessandria. Entriamo nella fase decisiva del match, 80 minuti sul cronometro, 0-0. L'Alessandria che manovra, ecco, che cerca di portare un primo timido pressing. Mastroianni rincorre gli avversari, la finta per cercare un compagno. Bolzoni, la palla gli sfila ma riesce a tornare, attacca vediamo se Seliak riesce a lanciare sull'esterno. Iocolano sfidato da Di Gennaro che gli butta fuori il pallone in anticipo, rimessa però in zona d'attacco per il Lecco. Masini, calcio d'angolo per il Lecco. Masini che è stato anticipato sul primo controllo di palla da un avversario, da Parodi, che arrivava di gran carriera naturalmente con la sua enorme velocità messa in mostra nel corso della partita. Si stanno scaldando per il Lecco. Sì, altri movimenti sulla panchina, vedremo se ci sarà qualche altro cambio. Va a Foglia che ormai è l'uomo che piazza corner, cross e punizioni. Nel corso di questa ripresa ha battuto magistralmente un calcio di punizione sotto l'incrocio dei pali con la grande parata di Pisseri. La fanghiglia lì si lamenta un po' Foglia del terreno di gioco. Va a Foglia, colpo di testa, ci ha provato Kautz che si è ritrovato lì la palla indietreggiando, colpisci forte lì fai gol. Purtroppo indietreggiando col peso del corpo lì indietro ha quasi schiacciato, la palla è rimbalzata via, è uscita con poca velocità, non è riuscito a tirare bene. Ma a livello di conclusioni ne abbiamo sovrastati fino adesso. Sì. Da questo punto di vista sicuramente, con meno possesso nella ripresa, ovviamente anche un po' complice la stanchezza perché abbiamo dato molto nel corso dei primi 45 minuti. Alessandria perde il pallone, recupera il Lecco. Molto spezzettata questa fase mista perché anche l'Alessandria comunque un pochino la riuscita diciamo non stiamo più andando come l'azione precedente, non stiamo più andando a prenderli, stiamo aspettandoli, stiamo lasciando un po' l'iniziativa e diciamo speriamo che questa situazione non comprometta un po' tutta la partita bella che abbiamo fatto fino adesso, perché comunque dare l'iniziativa a quelli bravi è sempre un po' pericoloso. Attenzione Alessandria che scende, la conclusione, Pissardo la blocca, da molto lontano è arrivato questa dobbiamo tirarci indietro, mandare a prenderli un po' prima piuttosto fare anche 2 cambi e mettere gente fresca, mandare tipo Moleri o anche Lora, giocatori che vadano un po' a pressare un po'. Gente che fa legna. Ci ha provato Brucini dai 25-30 metri, la parata centrale di Pissardo. Quei cambi non hanno cambiato la qualità, anzi, però se li lasciamo giocare se entrano Brucini e Righini diventano pericolosi. Dobbiamo essere ancora in partita, visto che mancano 8 minuti e non dobbiamo fare questo errore di tirarci troppo indietro. No, assolutamente, brutto pallone, ma il campo glielo asseconda un pochino. Fuori è più facile dirlo, in campo. Sì, è stata una partita anche dispendiosa dal punto di vista atletico. Il campo poi non aiuta a correre su questo attenzione, campo. Ti stanchi veramente molto. Casarini butta dentro il pallone, colpo di testa, finisce a terra un giocatore Parodi dell'Alessandria. Non ci sono però proteste qui. Sala
cerca un tocco di mano, anzi Seliak, però conquista la rimessa laterale per il Lecco in fase di 83esimo, Alessandria 0, Lecco 0. Una partita che però ci ha regalato decisamente molte emozioni. Sì, molte emozioni. Molte emozioni. E vediamo se c'è la forza in questi ultimi 7 minuti di andare a portare un'ultima offensiva. All'indietro, no, gioco fermo. Tante interruzioni, tante pause in questo finale di gara. Questo qui non ho capito cosa fischiato. Calcio di punizione a favore dell'Alessandria, non abbiamo capito però per cosa. 3 quarti. Mastroianni, forse sì. Calcio di punizione, dunque attenzione perché dalla 3 quarti potrà scodellare presumibilmente un pallone interessante in area all'Alessandria. Avanza con questi scodellatori. Siamo nella fase decisiva del match. Forza pareggio ragazzi. del Gian Erminio 2-2 a Gorgonzola col Novara. Novara una delle squadre più deludenti di questo girone in andata e inizio di girone di ritorno. Non ci sono invece altri gol dagli altri campi. Seguiamo allora il calcio di punizione che sarà battuto da Sini col mancino. Movimento in area, il cross, colpo di testa, tentativo che viene di Arrighini, non ce la fa, poi Parodi, scodella ancora centralmente, grande aggancio, attenzione perché si gira il giocatore dell'Alessandria, la palla viene fallo messa fuori, per il Lecco. Fallo in attacco. Arrighini aveva fatto uno stop, mister. Dobbiamo farli arrivare in aria. Sì, ragazzi. però fuori dell'area. Allora, poteva essere una cosa pericolosa, non lo è stato, sinceramente. Non l'è stato. Cioè, certo, non dobbiamo vanificare, non bisogna vanificare la bella partita che abbiamo fatto fino adesso. Assolutamente, quello che dicevo. Con delle stupidaggini, magari. Nel primo tempo, perché non hai segnato, devi stare attento comunque all'attenzione alta fino al 90esimo, cercando di sfruttare magari un episodio proprio bravissimo Mastroianni che tiene un pallone difficile, ma con rimontato. Però vediamo se c'è sempre Seliak che riconquista il pallone. Lecco che può usufruire di un'azione offensiva nella metacampo dell'Alessandria. Risale all'indietro ancora. Non così però, attenzione con queste palle qua, che fai partire palla nei piedi di Kautz. Kautz che viene attaccato sotto pressione. Dietro Pissardo, ecco Pissardo, non ci pensa né uno né due. Palla ancora buttata dalla zona di Kautz e fallo laterale a favore del Lecco. Ecco che ha dimostrato nell'arco di tutta la partita comunque tranquillità in questo giocato, perché non si è mai fatto prendere dall'ansia di dover. Siamo arrivati all'85esimo e 50 secondi circa e il risultato è inchiodato sullo 0-0, una bella partita dei blucelesti oggi in maglia bianca. Non c'è fallo, intervento sul pallone pulito, Lecco che può andare in avanti, lancio lungo per Simone Iocolano, 1 contro 1, Iocolano entra in area, arrivano i compagni, Iocolano si porta la palla sul destro, Iocolano! E poi c'è la grande respinta di Pisseri, ancora una volta ha salvato il risultato e la partita questo portiere. Assolutamente, la giocata all'86esimo di Simone Iocolano, che si è creato l'1 contro 1, poi ha atteso ma perché si è portato bene la palla sul destro, ha fatto tutto come andava fatto, riguardiamolo. Alza lo sguardo, arrivano anche i difensori dell'Alessandria, si accentra, scarica il destro, però sulla traiettoria Pisseri che col corpo fa scudo alla porta, e ancora una volta veramente Pisseri, voto in pagella oggi altissimo perché ha fatto di quelle parate straordinarie. 86esimo, altro tiro in porta di Iocolano, grande giocata però anche di Simone Iocolano e parata di Pisseri. Alessandria che ora ci prova davanti, 87 i minuti sul cronometro, ma il Lecco è bravo ancora con le ultime stille di energia. Bolzoni rincorre gli avversari, li porta fuori così anche giusto, Masini, no? sì. Non come abbiamo fatto prima troppo attendisti. Abbiamo permesso a Alessandria di stare andare a prendere i minuti della metacampo per carità, invece adesso c'è più pressione sui portatori di palla, si torna a fare quello che si è fatto bene nel primo tempo, sporcare le linee di passaggio, a renderle più difficili. Pallone sulla destra, cross dentro, tentativo di deviazione di Foglia, poi stava per diventare buona per Casarini, ci prova però Kautz, anzi per il numero 34 Stanco, che è entrato da bravissimo Kautz che ha calciato addosso al giocatore dell'Alessandria guadagnando gestito benissimo il pallone. Anche Kautz, partita molto molto attenta, ma un po' tutti in difesa, anche Marzorati. Perché Kautz è uno che ha anche un fisico importante. Assolutamente. Giocatore che comunque non lo scopriamo oggi, giocatore che ha già fatto vedere pur nella sua giovane carriera, perché è un 96, però le sue enormi qualità. Anche tecnicamente, ricordiamoci il tunnel del primo tempo, cioè insomma un centrale che esce e poi sembra lento ma non è lento. No, assolutamente.
almeno ci sembrava di vedere movimento sulla panchina. No, vediamo se l'arbitro si rende 88esimo c'è il cambio. Andiamo a vedere se la regia di Leven si accorge, visto che Foglia. Insomma non bisogna essere dei mostri per capire che ci sarà un cambio. Ma esce Foglia, che è stato secondo me uno dei migliori per il Lecco. Lecco. Allora Foglia esce ed entra Moleri. E il grande Mole entra anche il nuovo acquisto Azzi, che è il brasiliano. Esordio di Azzi, brasiliano, vediamo probabilmente Iocolano, che poco fa ha avuto un'altra grandissima occasione. Dunque, bel fisico Azzi, Sì, assolutamente. Tra l'altro classe 94, giocatore comunque già di brasiliano, esperienza. Moleri che torna in campo e lo fa al posto di Foglia, questi ultimi un minuto più eventuale recupero. Pallone buttato dentro a cercare Mastroianni, attenzione perché stava diventando buono subito per Azzi, calcio d'angolo per il Lecco. È l'ultimo, dai, è andato subito a cercare. Se segniamo adesso esplode, grande voglia, esplode praticamente la regia e lo studio. No, l'ironia si spreca naturalmente, ma Azzi è andato veramente con grande voglia su questo pallone, appena entrato era da sottolineare, perché poteva quasi nascere un'occasione pericolosa. Andrà Bolzoni, visto che Foglia è in panchina adesso a battere. È un altro che coi piedi non è che la poi. Il calcio d'angolo, lo batte un po' male. Ma sì, gli avevo appena fatto un complimento. Sì, ci ha smentito subito, giocata male questo pallone da Marzorati, che ora è costretto a rincorrere gli avversari, però Marzorati, spieghiamo, in scivolata va a impedire che il pallone che era indirizzato bene possa arrivare ad Arrighini in centrale, sarebbe stata tu per tu con Pissardo. Ancora da Alessandria, il cross dentro, direttamente sul fondo. Qui Marzorati fa un errore, ma poi intanto diciamo che va a chiudere quella linea di passaggio fondamentale. 90esimo di fatto, e piove comunque ad Alessandria, lo si vede da un paio di steward con l'ombrello. Sì, piove sul Moccagat, praticamente piove sempre più intesa nel corso di questa ripresa, ha condizionato un pochino il gioco perché si è vista più qualità comunque nel corso del primo tempo rispetto alla ripresa, ma una partita sicuramente interpretata bene dal Lecco, soprattutto da entrambe le squadre, ma dal Lecco in particolar modo, e a questo punto un pareggio portato via così non si è visto assolutamente quanto ha dato di recupero. L'avete visto voi? No, non si è visto, non c'è stato ancora, cerchiamo di recuperarlo ora, ma dovrebbe essere un recupero, insomma, abbastanza, 5 minuti di recupero dovrebbero essere stati concessi, per cui abbastanza robusto. Mi sembrano tanti, perché non c'è stato sì, però nel secondo tempo molte piccole interruzioni e tanti cambi, quindi ci potrebbero anche stare. Moleri rincorre il pallone, va a sbattere però contro un avversario, poi viene steso da Bolzoni. Non c'è giallo qui per Bolzoni. Meno male che era già munito. Ah sì, Bolzoni è già munito, tra l'altro, sì. L'altro era Marotta. Calcio punizione già battuto da Alessandria. Il pallone all'indietro, ora non affonda la squadra di Longo. E l'Ecco che rimane lì nella propria tre quarti ad aspettare l'Alessandria. Parodi chiuso dal raddoppio di Seliac, attenzione perché va via bravissimo Marzorati, grandissimo Marzorati, Cifrediani, che ci aveva provato e era andato via all'avversario Merlisano, ma poi il recupero di Marzorati. Calcio d'angolo per l'Alessandria, 2 sul lunetta con Sini. Non facciamo scherzi ragazzi, Lecco, mi raccomando, massima attenzione. È proprio Sini che andrà a prendere l'incombenza del corner sotto la gradinata nord dell'Alessandria. Pallone lungo sul secondo palo, colpo di testa fuori di pochissimo. Sì, brivido per il Lecco. Che paura. Mamma mia, andiamo a rivedere, ha staccato indisturbato nel cuore dell'area di Gennaro. Il numero 11 che si è messo le mani nei capelli perché trovava la deviazione era gol. Sì, assolutamente. Però questa è l'unica occasione che io ricordo costruita dall'Alessandria oltre il rigore nel secondo tempo. Sì, fondamentalmente sì. C'è stato quel tiro centrale di Quinzio. Sì, però niente di che. Questa poteva essere dai 30 metri. Però come dicevamo, dai calci piazzati loro possono essere comunque sempre molto pericolosi. Vediamo se il Lecco ci crede. No, non può arrivare assolutamente mai sul pallone Azzi. Però è entrato con gamba, con voglia, con determinazione al suo esordio in blu celeste, è arrivato in settimana. L'ultimo colpo di mercato di Fracchiola della società blu celeste, che comunque ha mosso parecchie pedine in entrata e in uscita, dando molte alternative ora a mister D'Agostino. Moleri lancia a lungo proprio Berazzi, che ora si trova a sinistra.
reclama una rimessa laterale che però non viene concessa. Solo ragazzi che manca 2 minuti, portiamola a casa e basta. 93, mancano 2 minuti di questo recupero robusto che è stato concesso. Attenzione perché scende sulla destra. Attenzione, cosa è successo? Si è fatto male il giocatore dell'Alessandria che è caduto, aveva il possesso palla, ha lasciato perdere proprio il pallone ed è caduto per terra. Numero 27. Numero 27 Cristian Mora. Quello che è entrato prima. Si è fatto male, ho idea che si sia fatto male parecchio. Muscolare lì perché si lascia una fitta probabilmente si lascia andare dopo il primo stop e lo scatto muscolare dietro. È proprio caduto secco, si è lasciato andare disinteressandosi del pallone. C'è da dire nella sfortuna sua, per fortuna, perché poteva nascere una situazione pericolosa, stava puntando in fondo, poteva mettere una palla pericolosa dentro, purtroppo si fa male, sfuma l'occasione dell'Alessandria. Noi ci concediamo un piccolo break. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rieccoci in studio, 95 ormai, mancano pochi secondi, pallone buttato dentro Mastroianni, attenzione perché Lecco può chiuderla davanti. Seliak sarà l'ultima azione della partita. Masini viene anticipato però dai giocatori dell'Alessandria, probabilmente qui mettono in ghiacciaia il pallone. La rimessa è un calcio di punizione in favore dei grigi, passato il 95esimo, lancio lungo. Vediamo se l'arbitro fa concludere questa azione. Seliak di testa. Il sombrero di Masini che va via centralmente. Attenzione, ultima azione per il Lecco. Viene messo giù un calcio di punizione per il Lecco e arriva anche il giallo per Di Gennaro. Dai, l'ultima azione. E allora l'ultima azione, perché probabilmente l'arbitro farà battere questo calcio di punizione. C'è Masini che è andato alle brutte con il numero 21 Casarini. Che giocata Masini col sombrero per andare via all'avversario. Fa vedere che anche da mezzala, che è il suo, parlavamo prima, probabilmente il ruolo, no? Vero. Vero. Quello su cui ci trova meglio, insomma. Ha fatto vedere veramente una grandissima giocata. Calcio di punizione per il Lecco. La palla è andata a prendersela Seliak. E qui si chiuderà la partita. Qua si chiude sicuramente la partita perché siamo già al 96. Metterà dentro il pallone. Vediamo se il Lecco può sfruttare con un colpo gobbo al 96esimo e portarsela via. Seliak va sul secondo palo. La palla messa fuori dall'Alessandria e qui probabilmente finisce perché spazzano. Vediamo se l'arbitro ha dato, viene buttata fuori nei distinti. Qua poteva giocarla forse meglio. Puoi giocarla anche sul portiere qua. Qui potevi fare qualcosa in più. Vabbè. Comunque concediamo la rimessa laterale all'Alessandria. Ma veramente finisce qui. Finisce qui al Moccagatta di Alessandria, 0-0 tra Alessandria e Lecco, ma un bel pareggio perché comunque si è visto tanto. Allora, se posso dire, io avrei sottoscritto, l'ho anche detto, il pareggio prima di cominciare la partita, era il risultato che mi stava bene. Vista come si è svolta la partita c'è un piccolo di dispiacere, nel senso che il pareggio poteva essere qualcosa di più, però è un pareggio importante su un campo importante, pesante anche tra l'altro, pesante, e continua così dopo la vittoria con il Livorno, una settimana che ci porterà al derby di domenica sera, in cui vedremo se riusciamo a fare i 3 punti domenica sera. È stata una settimana fondamentale questa. Assolutamente. Intanto diamo anche gli altri finali, perché 0-0 tra Alessandria e Lecco, ma 2-2 pareggio tra Gian Erminio e Novara, e tra Prosesto e Albino Leffe, pareggio dunque della Prosesto nel finale di gara. Vittoria della Pergolettese 2-0 sulla Pistoiese, del Grosseto 2-1, poi è tornato in vantaggio nuovamente dopo il pareggio della Lucchese. La squadra di casa, mister, intanto ti chiedo un piccolo commento finale, poi andremo in break e ci ricollegheremo tra poco dal Moccagatta con Matteo Bonacino. È la partita che pensavamo diventasse una partita difficile, invece si è stati bravi a farla diventare, non dico facile, però come diceva Albino, gestibile. È un pareggio che va stretto, perché se andiamo a guardare le occasioni, come numero le abbiamo avute sicuramente più noi di loro hanno avuto quella più importante del rigore, sì. Anche lì poi da vedere come se c'era o non c'era.
Per il resto solo cose positive a livello tattico, il nuovo centrocampo a 3 ha convinto, sono piaciuti un po' tutti, se ti devo dire un nome ti dico Bolzoni. A livello di importanza, di equilibrio. Poi ha lavorato sempre tanto come al solito. Per dirti un nome, e poi per il resto. Qui Iocolano ha fatto una cosa rivedendo intanto gli highlights, Iocolano grandi giocate, rientrando, spostandosi la palla centralmente sul destro, poi ancora una volta trovando uno strepitoso Pisseri, migliore in campo comunque in generale. Noi ci concediamo allora il piccolo break pubblicitario, Fausto, dopodiché sentiremo Matteo Bonacina prima di salutarci. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Te lo ricordi? Proposta del giorno: trionfo di carni piemontesi di Fassona, vitello nostrano con dichiarazione di qualità, prosciutto di Parma di Langhirano, salsicce di Fassona piemontese, formaggi tipici della Valsassina. Sempre a casa tua, ma stavolta quello che scegli, se vuoi, te lo portiamo noi. Macelleria Sant'Ambrogio. Vai su www.macelleriasant'ambrogio.it o chiama al 373 85 10 762. Macelleria Sant'Ambrogio di Angelo Donghi, Corso Carlo Alberto 128, Lecco. www.macelleriasant'ambrogio.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in studio per i saluti, siamo in collegamento con Matteo Bonacina dal Mokagata. Teo, mi senti? Qualche secondo mi facendo Fausto per perfezionare il collegamento. Andiamo a chiedere a Matteo Bonacina un commento finale di questa partita che ha visto Lecco pareggiare per 0-0 con Alessandria, con un pizzico comunque di rammarico. Sei d'accordo, Matteo? Rammarico perché complessivamente Lecco superiore all'Alessandria quest'oggi, pur calando un pochino logicamente nel finale, pari giusto su un campo difficile, ma insomma un pizzico di amarezza perché potevano essere 3 punti. Sì, assolutamente. Poi comunque oggi bisogna dare un grandissimo merito a Pissardo e a Pisseri. Sì. Anche una certa assonanza tra i due cognomi ha fatto i fenomeni. Assolutamente. Pissardo in un'occasione singola, poi anche nella gestione di tutti i palloni corti che gli sono passati davanti è stato molto bravo. Chiaramente Pisseri ha fatto chiaramente 2 o 3 interventi veramente di gran livello, bravi loro, bravi anche tutte le squadre. Tutti i giocatori sono scesi in campo oggi, veramente faccio fatica a trovare nel complesso, sono giocatori sufficienti per entrambe le squadre, è stata una partita meravigliosa di Rado, abbiamo visto dell'Inter, era davvero così, per qualità, per civismo, non è mancato niente. Sento molto lontano, Matteo, faccio un po' fatica. Sì. Con grandi contenuti tecnici comunque. Ti è piaciuto questo atteggiamento comunque tattico? Si è trovata un po' forse la chiave di volta magari anche della stagione a questo punto? Essere veramente poi anche cambiare qualche interprete è stata fatta in un po' più offensivo per esprimersi anche del palletto sicuramente tra le poche e oggi ci sta aver giocato in questo modo assolutamente maglie strattonate, non è che è arrivata a tortura la maglia. Assolutamente. Va bene. Ok Matteo, senti, ti salutiamo anche perché abbiamo un collegamento un po' disturbato, quindi abbiamo fatto un po' di fatica a seguire il tuo ragionamento. Senti, buon rientro naturalmente e ti ritroviamo poi naturalmente poi in serata anche con i tuoi contributi dal Mokagata, naturalmente il servizio fotografico su LCN Sport e tutti i contenuti anche video. Grazie Matteo, alla prossima. Ciao Matteo.
Rientriamo dunque in studio per salutarvi perché insomma abbiamo già fatto un po' una chiosa finale a questa partita. Domenica c'è un altro grande appuntamento che è il derby con il Como a Riga Monticeppi. Naturalmente vi aspettiamo alle 20:30 per raccontarvi con LCN Stadio anche questo grande appuntamento. Allora saluto. Saremo effervescenti, Effervescenti assolutamente per il derby del Lario. Saluto allora Albino Alborghetti, grazie Albino, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. Grazie anche a mister Giulio Invernizzi. Grazie a voi. Troviamo in occasione della prossima partita naturalmente. Grazie a Fausto Riva in regia e io da parte di Stefano Bolotto un cordiale saluto e dunque l'appuntamento è per domenica sera. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.